Allora, buongiorno a tutti. Ho l'onore di moderare questo panel sui sistemi di monitoraggio geodetico e in particolare sui benefici operativi e le ricadute economiche per il territorio. Solo una parola. Questo evento è veramente promettente, con 1000 partecipanti, e veramente ci dobbiamo augurare che mostri opportunità tecnologiche, sociali ed anche economiche per il rilancio che veramente tutti ci aspettiamo, sia per il Paese che per l'Europa. Ora passerei la parola al primo relatore, Roberto Capua, che ci presenterà il progetto GISCAT-OV sul servizi migliorati catastali per lo sviluppo di valutazioni sul campo e per una accuratezza, servizi di accuratezza per i surveyors che siano i più precisi e i più accurati possibili. La parola a Roberto Capua di Sogei. Grazie, dottor Calini. Lasciatemi condividere lo schermo. Ditemi quando ricevete l'immagine. È arrivata la presentazione, posso cominciare? Sì, ingegnere, è arrivata, si può mettere lo schermo intero. Va bene. Procediamo. Ci siamo? Posso? Dunque, buongiorno. Io la ringrazio. Dunque, io sono l'ingegner Capua del Dipartimento Strategia, Innovazione e Ricerca di Sogei. Sogei è l'azienda del Ministero delle Finanze che gestisce l'intera anagrafe tributaria e in generale i sistemi informativi delle varie agenzie. Penso alle agenzie delle entrate, ad esempio Ramo Territorio Catasto, fra le altre cose, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ed altre entità, anche Corte dei Conti, quindi siamo il partner tecnologico del Ministero. La ragione di questa presentazione è presentare uno dei progetti internazionali a cui partecipiamo, che è il progetto del programma quadro europeo Horizon 2020 Galileo High Accuracy for Cadastral Survey, che è denominato GISCAD-OV, che significa Galileo Improved Services for Cadastral Augmentation Development of Field Validation. Dunque, cominciamo velocemente con queste cose che probabilmente molti di voi sanno bene, ma giusto per introdurre il concetto di posizionamento ad alta accuratezza tramite GNSS, che è naturalmente l'estensione, diciamo, a tutti i sistemi GPS, tra virgolette, mondiali, compreso naturalmente Galileo. L'alta accuratezza parte da livelli alti, diciamo, a livello metrico tramite sistemi di augmentation satellitari come EGNOS, e scende, come sappiamo tutti, a livello dei pochi centimetri, passando per quella che è la tecnologia che sta veramente cominciando a rivoluzionare il mondo delle applicazioni, che è PPP, Precise Point Positioning, che richiede, come vedremo, meno investimenti per la realizzazione del servizio stesso, ed è proprio questo il motivo di questo studio. In particolare l'utilizzo di tecniche di PPP con diciamo, servizi di correzione anche a livello locale per gli errori atmosferici, come vedremo, e in particolare i nuovi quelli che stanno per venire, servizi ad alta accuratezza Galileo, denominati HAS, High Accuracy Services, che produrranno, genereranno correzioni distribuite direttamente dai satelliti, invece che, come siamo abituati, come alcuni di voi saranno abituati sul campo, ad avere correzioni da stazioni di riferimento vicine.
e quindi questo può introdurre, come già potete cominciare a immaginare, notevoli risparmi e quindi anche possibilità di espandere questo mercato in maniera sostanziale. Quindi questo è il motivo del nostro studio. Diciamo, il consorzio è composto da 14 membri e potete vedere è coperta praticamente l'intera catena del valore dei servizi ad alta accuratezza. Il coordinatore è GeoWeb, Sogei alla direzione tecnica del progetto, e man mano potete vedere vari partecipanti, fra i quali posso nominare GeoPlus Plus, che per chi è del mondo GNSS conosce bene la valenza, è diciamo uno dei maggiori fornitori di software per la realizzazione, la gestione appunto di reti e anche di sistemi Precise Point Positioning, PPP, di cui parlavamo all'inizio. Vedete, ci sono manifatturieri di ricevitori come Novatel, varie università, Telespazio, veramente è una compagine ben assortita, e tra l'altro anche c'è il Collegio dei Geometri Europeo, che si cura naturalmente di sviluppare i progetti pilota di cui poi parleremo, e quindi c'è realmente l'intera catena del valore del servizio. Il progetto dura 36 mesi, è cominciato a dicembre 2019. Ingegner Capua, quali sono gli obiettivi? Ingegnere, Sì, scusa se interrompo, però dica. credo che in condivisione lo schermo sbagliato, perché noi vediamo soltanto la prima slide. Che strano. Ancora vedete solo la prima? Sì. Questo è strano. Datemi qualche secondo. Sì, prego, vada tranquillamente, non c'è problema. Allora, ricondivido il tutto così siamo sicuri. Ditemi quando arriva e a che punto siamo. Sì, noi vediamo... Vedete la seconda slide? No, vediamo la prima, sempre, l'elenco delle slide a sinistra anche. Quindi non la vediamo a schermo intero e la vediamo comunque sulla prima. Controlliamo ancora, attendiamo un po', ditemi se cambia qualcosa. No. Ma ancora no, Che cosa si può fare? Ditemi adesso. Oh, benissimo, adesso vediamo a schermo intero. E se vuole provare, ingegnere, se vuole provare a scorrerne uno, è perfetto. Siamo alla prima. Ok, allora ricominciamo. Quindi velocemente, ecco, grazie mille. Velocemente dicevo per l'appunto dei sistemi di correzione attuali, ecco, noi puntiamo al PPP, ma PPP con correzioni distribuite da satellite, in particolare da Galileo, che fra i suoi servizi avrà, come dicevamo, Galileo HIS High Accuracy Service, che distribuirà appunto già dai satelliti stessi le correzioni necessarie per effettuare un primo posizionamento almeno ai 10-20 centimetri, e tramite correzioni locali potremo arrivare alla classica accuratezza dei pochi centimetri. Quindi questa è la compagine, come dicevamo, 14 membri, capitanata da GeoWeb, direzione tecnica Sogei, come già abbiamo notato, e tutta la catena del valore presente nel servizio. Dunque, obiettivi del progetto quindi è proprio testare, mettere in piedi un'architettura di servizio che includa i Galileo High Accuracy Service,
e vada a puntare il mercato, diciamo, l'applicazione del rilievo catastale, fornendo, diciamo, un servizio a costo più ridotto, come vedremo, proprio con l'utilizzo delle varie infrastrutture esistenti e di Galileo e CIS. Quindi vedete, le maggiori attività sono quelle riguardanti chiaramente una prima analisi di requisiti, una fase di progetto e sviluppo di questo nuovo sistema di correzione di augmentation, dei progetti pilota in 7 paesi europei che vedranno la partecipazione di professionisti locali e con rispetto naturalmente delle singole regolamentazioni catastali, una validazione sia a livello scientifico con le università che abbiamo visto, sia da parte dei professionisti e delle agenzie stesse per quanto riguarda il rilievo catastale, un'analisi di business perché è sempre necessaria, e inoltre anche attività di standardizzazione, in particolare in ambito RTCM e in ambito ISO, per quanto riguarda appunto l'utilizzo di standard a livello tecnico per il posizionamento e per quanto riguarda standard a livello di mapping, quindi di rappresentazione cartografica. Un rilievo catastale, come ben sapete, è effettuato normalmente sia con GNSS ma con integrazione di tradizionali strumentazioni topografiche come Total Station, strumenti di distanziometri laser e così via. Ed uno dei punti importanti è il rilievo su punti nascosti, pensate a angoli di fabbricato o ad esempio a luoghi coperti per esempio da alberi o da altro. Ecco, questi punti naturalmente difficoltosi possono comunque essere rilevati tramite tecniche topografiche normali come l'intersezione in avanti e l'integrazione, diciamo, di altre misure, quali quelli che abbiamo visto con distanziometri e total station, per cui è anche un test bed interessante in generale per la tecnologia GNSS. In vari paesi europei si parla di centinaia di migliaia di rilievi all'anno, come per esempio in Italia, come ben saprete, giriamo intorno ai 200-300 mila rilievi all'anno. E è importante anche l'aderenza alla direttiva Inspire europea che norma, diciamo, l'utilizzo per esempio dei sistemi di riferimento e predilige e raccomanda le TRS 89. E anche questo è motivo di analisi del nostro progetto. Questa è l'architettura generale. Naturalmente il servizio è erogato centralmente per i 7 paesi da un centro di controllo posto in Sogei, e ci integriamo con fornitori di servizi PPP, quindi di correzioni ad alto livello, sono per gli addetti ai lavori effemeridi, quindi orbite dei satelliti di precisione e correzioni degli orologi di bordo. Ci integriamo a varie reti nei 7 paesi per poter calcolare in maniera precisa gli errori di attraversamento della ionosfera e della troposfera da parte del segnale satellitare, e naturalmente riceveremo i primi segnali dell'High Accuracy Service di cui parlavamo, e saremo realmente fra i primi a testarli, e ci sarà anche dei servizi a valore aggiunto che erogherà GeoWeb. Come vedete è un progetto variegato, diciamo, con varie intersezioni. E qui vedete i livelli di servizio. Chiaramente c'è una differenziazione, quindi possiamo passare dai 20-30 centimetri di cui parlavamo all'inizio, per esempio utilizzando solamente Galileo Accuracy Service, che sarà gratis, free. Quindi questo è anche interessante da sottolineare, e passiamo alle classiche accuratezze a cui sono abituati i professionisti, quindi dell'ordine dei 2-3 centimetri, con tempi di convergenza, ed è questo il motivo dell'integrazione e della stima di errori atmosferici in maniera precisa, di attraversamento atmosferico, con tempi di convergenza che normalmente sono inferiori, insomma, ai 5 minuti, o ormai arrivano al minuto, e con tecniche particolari multifrequenza sono praticamente istantanei. Dunque il centro di controllo sarà basato
diciamo, software ben collaudati, come per esempio il software di Geo++, su fornitori anche di servizi già in ambito PPP, come la francese Geoflex. E il centro di controllo, come dicevamo, è posto a Roma, in cui abbiamo 4 super server, diciamo, che fanno girare il software, che quindi in questo caso gestirà i 7 paesi, quindi potete pensare anche in termini di processamento quanto sia rilevante. Per quanto riguarda l'equipaggiamento sul campo, noi basiamo tutto innanzitutto su ricevitori commerciali, quindi non andiamo a realizzare particolari box o particolari nuovi equipaggiamenti, ma ci interfacciamo, e Novatel è uno dei membri naturalmente del progetto. Novatel provvederà lei stessa a implementare il decoder di questi nuovi messaggi di correzione Galileo ed integrerà quindi le correzioni che daremo dal centro di controllo per poter ottenere i servizi di cui parlavamo prima. Ed è importante anche notare che abbiamo anche una parte software naturalmente prototipale realizzata da Geoflex che si interfaccerà col software, con l'hardware di Novatel. È importante, dicevo, sottolineare che noi siamo completamente backward compatible, voglio dire che non è per forza necessario lavorare con nuovi standard o standard proprietari per poter utilizzare questo servizio, ma avremo dei convertitori che riportano tranquillamente tutto ai classici messaggi che utilizza un ricevitore professionale sul campo per operare, quindi parliamo di RTK e Network RTK, quindi questo è un altro punto interessante. I 7 paesi li vedete qui, quindi parliamo naturalmente di Italia, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, e questi sono. Effettueremo all'incirca 5 rilievi catastali per ogni paese, e saranno rilievi veri, quindi parliamo realmente di una validazione sul campo. Ed inoltre abbiamo anche un test che riguarda il monitoraggio infrastrutturale, di cui parleremo velocemente dopo. Importante notare anche la questione che spesso viene sottovalutata di una determinazione omogenea in qualche maniera del framework delle coordinate, quindi del sistema di riferimento e della sua realizzazione, e di questo si curerà l'Università di Padova, si sta curando l'Università di Padova, il cui compito è, a partire dalle stazioni che utilizzeremo nei singoli paesi, farne il classico processamento tramite Bernese, quindi ricavarne le coordinate nel sistema sia nei framework sia IGB14 che TRF 2000, e naturalmente col 2000 intendiamo essere compliant alla direttiva INSPIRE. E inoltre ci interesseremo anche di calcolare i parametri di conversione fra il nostro sistema globale in qualche maniera e i singoli sistemi nazionali, perché come sapete molte nazioni hanno loro realizzazioni, anche l'Italia in qualche maniera ha la RDN, quindi ci cureremo anche di questa sorta di omogenizzazione. Parlavamo del monitoraggio infrastrutturale poc'anzi. Uno degli interessi, naturalmente in letteratura è molto sviluppato questo concetto, l'utilizzo di RTK integrato ad altri sensori per il monitoraggio infrastrutturale, ed è questo che in qualche maniera andiamo ad effettuare insieme all'Università di Roma 3 e anche in collaborazione con la Protezione Civile. Effettueremo un test di integrazione del GNSS, quindi di un ricevitore di quelli che avete poc'anzi visto, con accelerometri, per la realizzazione di sistemi di monitoraggio infrastrutturale, quindi allerta in caso di deformazione al di sopra di una certa soglia, ed analisi proprio della structural health dell'edificio, quindi dello stato di salute dell'edificio. Possibili test li faremo sia in ambiente controllato, quindi qui sul tetto della mia azienda avete questa struttura metallica
che può essere facilmente sollecitata e quindi sarà oggetto di rilievo, e possibilmente anche un test operazionale su un ponte in centro Italia. Quindi questo è l'intento anche del progetto. Quali sono i possibili impatti? Gli impatti di una tecnologia del genere toccano in realtà tutta la catena del valore. Ovviamente il primo impatto è per i professionisti catastali, che vedranno diciamo, il prezzo del servizio ovviamente ridotto. Calcolate che questo tipo di tecnologia non sarà usata solo per quanto riguarda il rilievo catastale, ma avrà degli impatti fondamentali anche sul futuro dell'automotive, del mondo automobilistico, e in particolare se pensate alla guida autonoma. Quindi probabilmente i costi dei ricevitori anche decresceranno, sarà proprio una rivoluzione, probabilmente ci aspettiamo nei prossimi anni, per quanto riguarda il posizionamento ad alta accuratezza, che diventerà, se non una commodity, diciamo qualcosa di disponibile in maniera molto più ampia a livello di mercato. E quindi sicuramente un vantaggio per i professionisti, un vantaggio per i service provider, che potranno ridurre i costi di gestione delle reti stesse, probabilmente riducendo in qualche modo la densità. E impatto anche a livello di agenzie, in quanto una grossa disponibilità di questi servizi con costi ridotti sia lato ricevitore che servizio naturalmente avrà un impatto sull'efficienza anche dei rilievi stessi e degli aggiornamenti catastali, e quindi ci sarà un aumento del numero di atti che potranno essere effettuati con tale tecnologia, e quindi un aumento in generale dell'efficienza anche lato istituzionale. Alcuni aspetti di analisi di mercato. In proposta è stata già fatta una prima scrematura dell'analisi di mercato. Naturalmente l'applicazione catastale, il rilievo catastale è un mercato di nicchia, ma è una nicchia molto solida. Come potete vedere già a livello europeo parliamo di centinaia di utenti molto stabili nel tempo, e a livello mondo questo ancora di più. Quindi è anche un ottimo start-up di questo servizio da tenere in considerazione. Nella nostra analisi preliminare abbiamo considerato 3 possibili scenari: uno scenario commodity, praticamente quello di cui parlavamo prima, in cui si immagina il caso ottimistico in cui tale tecnologia venga diffusa talmente tanto che sia i costi di ricevitori che di servizio saranno estremamente bassi, e quindi si avrà un grosso vantaggio per tutti. Un ambiente misto in cui potremo avere sia una penetrazione di questo servizio ma la coesistenza dei vecchi, e invece uno scenario conservativo in cui penetrerà solo di poco il nuovo servizio e si manterrà la predominanza delle vecchie tecnologie. E come potete vedere qui di sotto è riportato lo scenario misto, quindi quello medio. Comunque sia, dopo 3 anni è previsto il rientro dall'investimento. Questo naturalmente si ragiona a livello europeo, con anche possibilità di guadagno interessanti. In questa analisi sono stati inclusi anche i benefici di cui parlavamo prima, quindi monetizzati in qualche maniera i risparmi in termini di costo di servizio e anche di beneficio per le agenzie e per il cittadino. Dove siamo? Siamo praticamente a metà del progetto, stiamo cominciando a mettere in piedi i test, quindi i progetti pilota, e stiamo cominciando anche a partecipare ai vari board di standardizzazione che, come potete immaginare, saranno importanti per noi, e poi seguiranno appunto la validazione e l'analisi di business. Quindi conclusioni, siamo alla fine. Il progetto GISCAD-OV, lo scopo è l'innovazione, quindi l'integrazione delle tecnologie correnti con il servizio Galileo HIS per avere dei servizi di posizionamento ad alta accuratezza più convenienti sia dal lato dei costi stessi, e sia dal lato anche dello sviluppo e del mantenimento delle infrastrutture. Il progetto va dal 2019 alla fine del 2022,
partecipano, come avete visto, tutti i maggiori attori interessati, e avremo questi progetti pilota in 7 paesi europei. Grazie, questo è il link per chiunque fosse interessato ad approfondimenti, oltre naturalmente a contattarmi e a contattarci qualora necessario. Io avrei concluso, se ci sono domande. Scusami Roberto, stavo dicendo, Sì. grazie della tua illustrazione, in particolare della parte sui benefici economici del servizio. Sì. In una ipotesi di estensione e quindi di adozione su vasta scala, scenario migliore che tu illustravi, Sì. vuoi espanderti giusto 2 secondi perché il tempo è tiranno sulle opportunità, visto che vogliamo cercare di sottolineare le opportunità che vengono da queste tecnologie? Sì, ne posso parlare velocemente. Naturalmente l'opportunità è quella che accennavo, di avere un servizio globale ad alta accuratezza realmente per tutti. Quindi stiamo parlando di posizionamenti che vanno almeno ai 10-20 centimetri, se non ai classici 2-3 per tutti. Quindi il vantaggio fondamentale per il territorio è avere questi servizi e poter effettuare non solo rilievi a basso costo, ma probabilmente sviluppare, e per il futuro è importante, specie per un paese come il nostro, trasporto multimodale realmente con la prospettiva autonoma e sicuramente monitorato. Quindi io direi che i risvolti sono plurimercato in qualche maniera. E, come abbiamo visto, c'è possibilità di rientro dei costi abbastanza veloce in 3 anni. Quella proiezione era per l'intera Europa, e naturalmente questo si può poi sviluppare nei singoli paesi e nelle singole entità locali, quindi direi che c'è opportunità per tutti in qualche maniera. Perfetto. Senti, ti ringrazio molto di questa prospettiva anche di allargare ad altri segmenti di mercato che permettono di veramente sviluppare benefici anche occupazionali, sociali, oltre che economici. Io passerei la parola al professor Caporali, anzi a Mauro Bertocco dell'Università di Padova, che ci illustrerà la rete. Scusi, dottor Carini, volevo fare una domanda all'ingegner Capo, se posso, rapidissimamente. Certo. Chiedere, l'Area Accuracy Service di Galileo in che modalità verrà fornito? Cioè come correzioni SSR oppure in altra modalità tipo, non so, RTK o... Sì. Qual è diciamo, in che tempi si prevede che sarà disponibile? Certo, dunque noi siamo in contatto stretto naturalmente con la Commissione Europea e con la GSA, è un servizio che sta per essere lanciato, ma a livello prototipale probabilmente ci hanno detto che dalla seconda metà, quindi da dopo giugno, dovrebbe essere già disponibile, ed è questo su cui puntiamo per poterlo poi noi testare sul campo. Per quanto riguarda la prima domanda che facevi, Alessandro, si parla di formato dal cielo di compressed SSR, quindi CSSR. Quindi sì, stiamo parlando di SSR, a cui tra l'altro alcuni dei membri del progetto hanno anche lavorato, e quindi di questo stiamo parlando. È anche previsto comunque un broadcasting dello stesso messaggio via terrestre, via caster, ma su questo ancora stiamo aspettando novità dalla GSA. Grazie. Se posso allora chiederti un consiglio per le reti regionali, è bene che si attrezzino se nella prospettiva di poter partecipare a questa sperimentazione si attrezzino con la possibilità di distribuire correzioni SSR.
Io direi che ormai è un mondo che si sta muovendo, anche Beidou fornirà questo tipo di servizi, quindi sarà inevitabile migrare verso questa forma mista di servizio. Quindi è bene che tutti diciamo, gli operatori del settore nell'ambito delle reti comincino a lavorare su questo aspetto. E naturalmente voi sapete ci sono già produttori che forniscono anche tale tipo di servizio, non vi nomino il nome ma voi naturalmente li conoscete. Quindi è bene che le reti locali si muovano in questa prospettiva già, sì, sicuramente. Grazie professor Caporali. In effetti ci sono molte opportunità, è bello partire con questo, diciamo, parola di ottimismo e quindi passerei, se siete d'accordo, a Mauro Bertocco, il testimone per presentarci la rete dinamica GNSS del Veneto. Sì, grazie per l'introduzione, buongiorno a tutti. Allora, condivido un attimo lo schermo. Perfetto, chiedo un accenno per cortesia se si vede correttamente. No, Mauro, al momento non lo vediamo, vediamo te. Non si vede? Ecco, adesso stai condividendo lo schermo, vediamo la presentazione, se puoi metterla in perfetto e se poi l'ultima cosa, se puoi, scusami Mauro, cliccare su nascondi sulla barra sotto, ecco, perfetto, grazie. Perfetto. Ecco, bene, sono Mauro Bertocco, io sono da qualche anno ormai gestore della rete di stazioni permanenti del Veneto presso il Centro di Ateneo Studi e Attività Spaziali dell'Università di Padova per conto della Regione Veneto e sotto la supervisione del professor Alessandro Caporali. Ecco, allora il mio intervento vuole illustrare la funzionalità della rete di stazioni permanenti del Veneto e lo stato dei luoghi. Partendo dalle finalità, allora la rete Veneto nasce circa una decina di anni fa, è voluta dalla Regione Veneto con l'intento di rendere libero e fruibile il servizio di posizionamento che si affianca sostanzialmente alla infrastruttura digitale di dati territoriali resi disponibili dalla Regione. E in questo contesto quindi l'obiettivo è quello di rendere all'utente finale la possibilità di avere uno strumento per il posizionamento nel territorio. E per questo numerose sono infatti le attività che si interessano in questo contesto, attività del tipo scientifico, attività di tipo professionale, produttivo e in quest'ultimo periodo anche di tipo agricolo. Quindi sarebbe necessario quindi un sistema che permettesse di avere diciamo una funzionalità tale da essere cioè uno strumento istantaneamente inquadrato in un sistema di riferimento che sia riconosciuto a livello internazionale. E per questo la rete regionale si affida all'università, la quale monitora sostanzialmente in modo scientifico lo stato della rete. Come è strutturata la rete GPS Veneto? La rete è composta sostanzialmente da una trentina di stazioni
permanenti, le quali sono diffuse nel territorio regionale con una interdistanza di circa 25-30 km massimo. Pertanto, diciamo così, una rete piuttosto densa, tanto che un utente che esegue un'operazione di rilievo nel territorio del Veneto si trova con almeno una stazione entro i 50 km. Quindi, diciamo così, è una rete che è abbastanza densa, abbastanza fitta. La scelta delle stazioni di riferimento è una scelta non dovuta a una pianificazione iniziale, ma diciamo così, la genesi della rete dipende fondamentalmente dalla disponibilità di stazioni già presenti nel territorio, quindi essenzialmente in termini così di riduzione dei costi e di ottimizzazione delle risorse. Sono state fatte delle convenzioni con vari enti tra pubblici e privati in modo tale da rendere disponibile e condivisibile i dati disponibili già nel territorio. Le stazioni della rete sono contraddistinte da un codice univoco di 4 caratteri che è univoco e riconosciuto a livello europeo e anche a livello, diciamo così, mondiale. Quindi, come funziona la rete? Allora, la rete è composta quindi da una trentina di stazioni, le quali sono costituite da un'antenna in grado di ricevere dati GNSS satellitari e da un ricevitore in grado di acquisire i dati, elaborarli e trasmetterli attraverso la connessione internet a un software di gestione centralizzato, il quale permette una duplice funzione. Acquisiti gli orbite e i clock di precisione, permette di diffondere i dati in due modalità. Una modalità, diciamo così, dedicata all'operatore che esegue rilievi in modalità real time attraverso l'acquisizione di messaggi del TCM e può correggere la propria posizione in tempo reale. L'altra modalità è quella di utilizzo dei dati RINEX in modalità post-processing, pertanto è possibile eseguire dei rilievi di punti nel territorio e in seguito correggere questi punti utilizzando i RINEX pubblicati sul nostro portale web, i quali sono dei file di formato testo standardizzati contenenti dati di osservazione e navigazione satellitare. Le stazioni della rete, come premesso prima, essendo rese disponibili da più enti e non da un unico referente, sono tutte di marche diverse, quindi non è stato privilegiato per la rete un brand in particolare. Analogamente è aperto a qualsiasi tipo di ricevitore. Inoltre, cosa importante, le coordinate delle stazioni sono ricalcolate settimanalmente e aggiornate diciamo, all'ultimo ricalcolo, compensazione settimanale. Tornando alle collaborazioni con gli enti e istituti, come vediamo in questa tabella, possiamo vedere per ogni stazione l'ente di appartenenza
o l'ente che ospita la stazione per convenzione. Quindi, come vediamo, alcune stazioni sono appartenenti all'università, altre stazioni sono della Regione Veneto, ma ci sono ulteriori collaborazioni con consorzi di bonifica, piuttosto che istituti tecnici, l'ARPAV o altri enti. Come si vede invece dalla tabella terza colonna, dalla terza all'ottava colonna, dove vediamo il tipo di costellazione, vediamo che allora, la rete diffonde correzioni differenziali nella modalità a doppia costellazione GPS più GLONASS. La maggior parte delle stazioni infatti sono GPS più GLONASS, alcune stazioni sono ancora GPS, poche stazioni sono di tipo multicostellazione, quindi quelle diciamo che ricevono in particolare la costellazione Galileo sono 5 in questo momento, e l'auspicio è che in tempi brevi di riuscire a colorare la terza colonna tutta quanta di giallo sostanzialmente, quindi avere un maggior numero di stazioni che ricevono la costellazione Galileo. La rete si avvale inoltre della collaborazione con le reti limitrofe, soprattutto le reti a stretto convenzioni con le reti TPOS, STPOS per la condivisione dei flussi di dati in tempo reale, questo per far sì che sia maggiormente coperta la zona montana, quindi la zona zona alpina della Regione Veneto, che necessita essenzialmente di una maggior copertura. E allo stesso modo vengono stabilite stabili collaborazioni anche in termini di elaborazione di dati con la rete limitrofa del Friuli Venezia Giulia, oltre all'interoperabilità con le reti subregionali, con le quali si scambiano, o meglio, si utilizzano dati appartenenti a stazioni comuni. Il sistema di riferimento, allora introduciamo la direttiva INSPIRE, che è quella che stabilisce a livello europeo il sistema di riferimento da utilizzare. La direttiva INSPIRE del 2007 stabilisce che il sistema di riferimento da utilizzare per tutte le reti europee e subreti regionali è l'ETRS 79 come sistema di riferimento, aggiornato alla realizzazione ETRF 2000. Quindi una rete riferita a questo sistema di riferimento fa sì che chi esegue un rilievo utilizzando i dati di questa rete già riferisce il proprio rilievo al sistema ETRF 2000. In Italia la direttiva INSPIRE viene recepita nel 2010 e nel 2011 viene realizzata la rete dinamica nazionale, appunto inquadrata nel sistema ETRF 2000. Per dare un'indicazione grafica di quello che appunto viene fatto, allora la rete europea dell'Euref, la rete EPN, è una rete di stazioni di riferimento ancorata alla placca eurasiatica e della quale il CISAS si occupa anche del calcolo di una subrete. Infatti il CISAS è un LAC, un Local Analysis Center, che esegue il calcolo di una sottorete della rete Euref, che poi viene compensata con altre sottoreti europee al fine di determinare una soluzione settimanale. Da questa ne deriva la rete
di stazioni permanenti italiane, di cui ne fa parte l'RDN. Noi ci occupiamo anche appunto del calcolo di una rete di stazioni diffuse nel territorio nazionale. Attualmente sono circa 400 stazioni che vengono calcolate quotidianamente e di questa settimanalmente viene data una nuova soluzione. Sfruttando come punti di riferimento i punti della rete EPN presenti in Italia. Passando ancora, zoomando ulteriormente, la rete GNSS Veneto si inquadra in questo sistema. I punti sono appunto calcolati nell'ambito di questa rete nazionale con punti di riferimento quelli della rete EPN. Padova, tra l'altro, è una stazione inclusa nella rete EPN. Con cadenza settimanale viene prodotto un bollettino, appunto, risultato del calcolo di queste 400 siti presenti in Italia, facenti parte di numerose reti nazionali, reti a diffusione nazionale come possono essere appunto la rete IGM o la rete NGV oppure la rete commerciale NetGeo, ma anche reti locali a livello regionale. Il calcolo viene eseguito con il software Bernese nella versione 5.2 e viene fornito appunto settimanalmente questo bollettino. I bollettini sono anche pubblicati nel nostro sito web, quindi il sito contiene i bollettini con le soluzioni pregresse dal 2007 ad oggi, quindi diciamo così, abbiamo una notevole mole di dati e informazioni. Come funziona la rete? Come viene utilizzata? Allora, la rete viene utilizzata per vari scopi, abbiamo detto. Il primo è lo scopo, quello del posizionamento, tipo statico, utilizzato ad esempio per rilievi di tipo catastale, con scopi appunto catastale, ma in quest'ultimo periodo ha preso piede sicuramente l'agricoltura di precisione, che è un ambito molto diffuso e molto presente. A questo proposito ci tengo a precisare che viene tuttora portato avanti un progetto che si chiama progetto AgriGNSS con il TESAF, che è il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova con sede ad Agripolis, insieme alla Fondazione Cariparo e a Veneto Agricoltura. L'agricoltura di precisione ha scopi importanti perché permette di avere notevoli risparmi in termini di carburante, di sementi, per tutti, diciamo, i vari utilizzi in ambito agricolo. L'altro scopo, non ultimo, è lo scopo scientifico. Infatti noi disponiamo di un archivio di dati piuttosto consistente che ci permette quindi di fare studi approfonditi sul posizionamento, sulla determinazione ad esempio di serie storiche per quanto riguarda le stazioni o di calcolo delle deformazioni della crosta terrestre. L'utilizzo della rete avviene, appunto, come si era detto, in due modalità. Modalità di post-processing, permette all'utente di eseguire correzioni dei punti rilevati in modalità offline. Quindi per fare questo il sito web di Rete GPS Veneto contiene
un tool che permette di scaricare i dati liberamente, i dati Linux, nelle modalità giornalieri a 30 secondi o orari a 1 secondo. E contiene, come si è già detto, anche un archivio con i dati relativi alle posizioni aggiornate delle stazioni del Veneto nel tempo. L'altra modalità, che è quella forse più diffusa, è la modalità real time. Noi forniamo appunto dati real time di tipo RTK. Per far questo l'utente deve registrarsi presso il nostro sito web all'indirizzo indicato in questa slide, indicando i propri dati, l'indirizzo email e un numero di telefono. In seguito forniremo le credenziali per l'accesso con una username e una password. E chiaramente, come si è già detto, il servizio è gratuito. I tipi di correzioni, che sono in modalità di costellazione, quindi GPS più GLONASS, sono di due tipi fondamentalmente, il tipo MAX o il tipo NRT. Nei formati RTCM3 e per diciamo, i ricevitori più datati nel formato RTCM2. La differenza tra il tipo di correzione MAX e NRT è: il MAX è una correzione di rete, quindi utilizza per correggere il punto un numero di stazioni che si trovano nell'intorno del punto in cui si sta eseguendo il rilievo. Pertanto la soluzione è sicuramente più precisa e più stabile. L'altra modalità invece è quella NRT, che permette all'utente di correggere il proprio punto collegandosi alla stazione di riferimento più vicina al punto di rilievo. La baseline viene scelta dal software, quindi non è possibile sceglierla, in base appunto al punto in cui viene effettuato il rilievo. Passiamo quindi all'analisi dei grafici. Allora, questo è il grafico con l'andamento del numero di utenti registrati mese per mese. Premetto che dal 2019 è stato fatto un importante aggiornamento software che diciamo sostanzialmente azzerato il numero di utenti, per cui vediamo nei mesi di gennaio e febbraio un numero consistente di registrazioni perché sono state fatte sostanzialmente in modo diciamo così massivo. Comunque dall'analisi di questo grafico vediamo che dai 300 utenti registrati a febbraio 2019 arriviamo attualmente ad un numero superiore a 800, quindi con una crescita piuttosto lineare e consistente. Passando in dettaglio la situazione nell'ultimo anno, vediamo che il numero di utenti registrati per mese si aggira in una media mensile di 22 nuovi utenti. Facendo un raffronto con gli anni antecedenti al 2019, avevamo una media mensile di registrazioni pari a 10 utenti nuovi mensili. Questo molto probabilmente è da spiegarsi con il fatto che c'è un maggiore interesse nell'utilizzo delle correzioni differenziali da parte di utenti che operano nell'ambito agricolo. Altro grafico significativo è quello degli accessi al servizio RTK. Questo grafico mostra l'andamento dall'inizio della rete, quindi cioè dall'inizio dalla nascita della rete, quindi da gennaio 2009 a dicembre 2020, e vediamo anche qui un incremento consistente nell'ultimo biennio,
dovuto al fatto appunto che il numero di accessi è legato prevalentemente all'agricoltura di precisione. Questo è un grafico che mostra l'andamento nell'ultimo biennio. Anche qui vediamo che la media mensile di accessi è di circa 7.500 unità, quindi anche questo è un risultato piuttosto importante e diciamo, mostra come il grande interesse è nell'utilizzo dei dati di posizionamento della rete. Per concludere, il futuro della rete. Allora, primo fra tutti, come già accennato in precedenza, l'obiettivo è quello di estendere la rete alla diffusione della costellazione Galileo, oltre che GPS più GLONASS. Questo comporta sicuramente dei oneri importanti, sia in termini economici, quindi di rinnovamento dell'apparato hardware, sia in termini anche di elaborazione dati. Pertanto si necessita un rinnovamento delle stazioni, un rinnovamento dei software. L'altro lato importante è le collaborazioni con varie entità, sia in ambito diciamo universitario, quindi collaborazioni di tipo tra dipartimenti, abbiamo appunto accordi e collaborazioni con il Dipartimento di Geoscienze, con il TESAF, come già accennato, con il laboratorio di rilevamento geomatica della facoltà di ingegneria, nonché accordi anche con vari enti privati e con fornitori di apparati hardware e software, chiaramente, che offriamo costantemente servizi e assistenza. Ecco, io ho concluso. Questi sono alcuni riferimenti per chi volesse contattarci per avere informazioni maggiori o per appunto voler aderire al servizio. Grazie a Matteo Bertocco. Ci sono delle domande da parte del nostro panel? Sì, buongiorno, sono Alessandro Caporali. Mauro Bertocco ha parlato naturalmente molto bene. Volevo anche ricordare che non siamo estranei, non vogliamo essere estranei a un altro importante aspetto del monitoraggio del territorio via satellite, che è quello con la tecnologia INSAR. Silvano che mi sta chiamando, scusate. Dunque, volevo ricordare brevemente che abbiamo installato a fianco della stazione GPS, ormai da più di un anno, un transponder attivo INSAR, il quale riceve i dati dai satelliti Sentinel, e l'idea è quella di accoppiare i rilievi INSAR con le stazioni di riferimento GPS. INSAR è molto importante per la quota, per noi soprattutto nell'area del Veneziano e della provincia di Rovigo il rilievo in verticale è molto importante, sulla componente verticale, e quindi pensiamo che attraverso questo abbinamento tra trasponditore INSAR e stazione GPS, due strumenti messi molto vicini, possiamo
anche proporre un servizio di calibrazione per le quote che completa quindi la visione tridimensionale che è resa possibile grazie proprio all'INSA. Ecco, grazie per... Sì. Quindi io non faccio di domande, ok, perfetto. Va bene. Allora, io mi permetto solo di rubare un altro secondo a Mauro Bertocco per chiedergli, grazie per l'ultima slide, in particolare sull'evoluzione futuri. Se guardiamo, anche collegandoci alla presentazione di Roberto Capua, che benefici in particolare vede in prospettiva da Galileo? Ho visto già 5 stazioni sono pronte. Quali benefici vede e come vede l'evoluzione al riguardo? Allora, i benefici sono notevoli. Innanzitutto la costellazione Galileo offre dei servizi aggiuntivi rispetto alle altre costellazioni, ma parlando diciamo così, in ambito di posizionamento, un numero di costellazioni maggiore permette sicuramente di avere la possibilità di avere un posizionamento più veloce, quindi risolvere l'ambiguità in tempi più rapidi, e anche la possibilità di effettuare posizionamenti in punti in cui con una sola costellazione magari sarebbe impossibile. Faccio un esempio: zone in cui si hanno riflessioni particolari, ad esempio in prossimità di fabbricati, con copertura vegetale piuttosto importante, in zone montane. Ecco, quindi sicuramente l'estensione a Galileo e alle multicostellazioni in generale permette questo vantaggio. Lo sviluppo, in questo momento stiamo prendendo accordi per poter fare investimenti a riguardo. Chiaramente c'è bisogno di contributi per poter fare questo, perché diciamo, come ho detto, per passare a sistemi con Galileo è necessario sostituire completamente le stazioni, quindi quelle più datate sostituirle con stazioni di nuova generazione, e in più adattare il software di elaborazione. Perfetto, la ringrazio anche Grazie a lei. per averci parlato di questa opportunità. Appunto io adesso passerei la parola a Andrea Menin per la rete di raffittimento regionale GNSS. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Scusate se vi ricordo di cercare di stare nei 20 minuti e sarò anch'io molto breve magari se avrò dei dubbi, delle domande da farvi, perché c'è il rischio poi che non possiamo lasciare tempo alla audience nelle domande successive. Grazie. D'accordo, cercherò di essere veloce nella presentazione. E chiedo conferma se vedete tutti correttamente. Scusami Andrea della regia, se puoi alzare un po' la voce perché si sente basso, grazie. Alzare la voce, benissimo, si sente così? Sì, grazie. Allora, parlerò adesso facendo un po' una carrellata del ormai decennale o anche più collaborazione che abbiamo con la Regione Veneto, e in particolare vedremo l'aspetto della rete statica GNSS regionale,
che ha la necessità di essere raffittita e quindi di far parte poi della rete IGM95 con il raffittimento. E una delle applicazioni più importanti è appunto il monitoraggio informativo che abbiamo già sperimentato in aree del territorio, tipo il Delta del Po o altre zone. Ecco, faccio una carrellata così dei concetti fondamentali in modo che un po' sia un po' chiaro a tutti di quello che poi parlerò. Quindi, la metodologia satellitare sappiamo che ha condotto a un'evoluzione dei sistemi geodetici di riferimento che sono passati quindi dall'ambito locale all'ambito globale. Il sistema impiegato globale nel GNSS è denominato UGS-84, o meglio adesso detto nella dizione corretta ITRS-89, costituito quindi dalla terna cartesiana geocentrica e da un ellisssoide associato alla terna sempre di tipo geocentrico. Questo sistema geodetico però rimane una definizione astratta, come sappiamo, e non è utilizzabile nella pratica finché non viene realizzato, quindi concretizzato con una serie di punti fisici effettivamente esistenti, realmente esistenti sul territorio. È su questi punti che si potranno appoggiare le attività di misura per l'inquadramento del sistema di riferimento di tutto ciò che serve, quindi che adesso si deve riferire, come la cartografia, i rilevamenti, eccetera. Queste realizzazioni sono chiamate con il termine ITRF trattino l'anno, le ultime due cifre dell'anno, e dipendono quindi dall'epoca in cui sono calcolate, in quanto questo sistema globale risente dei moti tettonici, dei movimenti delle placche tettoniche. Quindi. La realizzazione dei sistemi di riferimento utilizzati nella metodologia satellitare GNSS possono essere costituite da due tipi di reti. Le reti formate da vertici stazionabili, quindi che non sono dotate di ricevitori, e si chiamano appunto reti statiche, di cui parleremo, e le reti costituite da vertici con una stazione satellitare riceventi in modo permanente con continuità, le reti dinamiche delle quali hanno parlato i miei colleghi precedenti. Il sistema europeo si chiama ITRS-89 ed è la versione europea dell'ITRS, del sistema internazionale globale, che è quindi un sistema solidale alla placca europea. È definito da una serie di punti distribuiti sull'intero continente, del quale vediamo un'immagine, e le coordinate di questi punti dipendono appunto dall'anno della loro realizzazione. Il sistema è stato adottato anche dall'Italia dal 1966 e in tale periodo è nata la prima rete che realizza tale sistema, che è la rete statica IGM95, che poi invece è stata praticamente implementata dalla rete dinamica nazionale RDM. La rete statica italiana IGM95 inizialmente era composta da 1230 vertici con un'interdistanza media di 20 km l'uno dall'altro, portati oggi a circa 2000 punti. Oltre a questi ci sono 3000 punti che sono stati aggiunti ad opera di molte regioni che hanno compiuto quindi un raffittimento di questa rete regionale. Un raffittimento per arrivare all'interdistanza consigliata dall'IGM di circa 7 km. Tra un vertice e il vertice adiacente. Ecco, vediamo nell'immagine infatti che l'Italia è un po' suddivisa in diverse aree, sono regioni come il Piemonte, come le Marche, l'Emilia, che anche la Puglia stessa, che hanno raffittito la rete, altre regioni che invece i punti sono ancora rari, come le isole e come anche il Triveneto, e quindi necessita di questi raffittimenti. La rete statica dell'IGM95 in Veneto è cominciata, come vedete nell'immagine a destra in alto, è cominciata in modo con circa una sessantina di punti suddivisi nei vari quadranti della carta tecnica dell'IGM, e sul sito dell'IGM si vede appunto sul settore di geoprodotti, si vede la mappa che è interattiva, che permette di vedere appunto che nelle regioni vicine ci sono tanti punti
appartenenti alla rete, alcuni rossi che fanno parte di una categoria di punti, altri in quadratini o triangolini celesti che fanno parte del raffittimento. Vedete che il Veneto è scarsamente dotato di questi punti. Quindi nasce l'esigenza di raffittirla questa rete. Ma perché bisogna raffittirla? Perché è una rete importante anche se è legata al posizionamento di tipo statico, è una rete che può ancora essere molto utile per i vari scopi della geomatica. A questo motivo spiego un po' qual è stato il nostro iter, il nostro rapporto storico con la Regione Veneto, che è partito da delle collaborazioni di ricerca che portavano il titolo di studio e verifica delle reti geodetiche regionali. Quindi questo ha prodotto una serie di interessanti di ricerche le quali hanno come filone unico quello di appoggiare le misure alla rete statica IGM 95, quindi questo dimostra l'importanza di questa rete e l'importanza quindi del raffittimento che stiamo per conseguire anche in Veneto. La prima collaborazione è nata come controllo sui dati regionali relativi ai vertici planimetrici della rete sempre satellitare esistenti già in regione, in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare. Si è visto di mettere un po' di ordine di questo. La prima cosa che è stata fatta ancora nel 2006 è stata una prima rete composta da 24 vertici nell'area del delta del Po, per la quale sono stati coinvolti diversi dipartimenti, diversi enti che hanno fatto una campagna di una giornata di lavoro di acquisizione di 24 ore continue, impiegando un ricevitore per ogni vertice, quindi 24 ricevitori sono andati per 24 ore in contemporanea in questi punti stabiliti, materializzati nell'area del delta. Poi il nostro laboratorio di rilevamento geomatica dell'Università di Padova, del Dipartimento di Ingegneria Civile, ha cominciato a mettere mano a questi dati, quindi a rimisurarli e a mettere un po' d'ordine. Quindi sono state elaborate le osservazioni con software diversi, sono state determinate le coordinate del sistema di riferimento attuale adottato dalla RDN, quindi DTRF 2000. Con questi dati poi la collaborazione con la Regione da parte del nostro laboratorio è continuata nel campo anche dei controlli altimetrici regionali, nella quale in questi tipi di controlli sono state fatte delle misure satellitari per la determinazione della quota erbisoidica, e anche questa è stato necessario appoggiare le misure alla rete statica IGM 95. E poi questi vertici sono stati anche misurati dal punto di vista della quota autometrica, e quindi entrambe le quote note di un certo numero di punti ha permesso di modellizzare dal punto di vista altimetrico il geoide localmente e di confrontarlo con il modello geoidico generale. Questo per una verifica dei dati e un riordino dei dati altimetrici regionali. Quindi anche questo è un importante risultato dell'applicazione delle misure statiche verso la rete statica. Un'altra applicazione è stata quella che ha coinvolto il nostro laboratorio, la nostra collaborazione con la Regione, è stata quella di una rideterminazione di una linea di livellazione importante in area montana, nella Gordina, nella quale era prevista, come fa sempre l'IGM, perché questa linea di livellazione poi è entrata a far parte della rete altimetrica nazionale, nelle reti altimetriche, lungo le linee di livellazione, l'IGM impone che ad ogni 8 km circa ci sia un caposaldo che venga misurato anche dal punto di vista della quota ellipsoidica, quindi con il posizionamento del ricevitore satellitare. Quindi parallelamente a queste misure altimetriche, con livellazione di alta precisione, è stata fatta una rete GPS di tipo statico, appoggiata anch'essa sia alle stazioni permanenti presenti in loco sia ai vertici della rete IGM 95.
nell'immagine di destra vedete lo sviluppo della rete. Si chiamano misure di GeoTrav, secondo il progetto dell'IGM, che appunto permette di valutare la doppia quota dell'issoidica e la ortometrica dei caposaldi di una linea di livellazione, di alcuni dei caposaldi. Un'altra importante applicazione di misure satellitari appoggiate alla rete statica è stata la determinazione delle variazioni planimetriche della linea di costa nel delta mediante della fotogrammetria d'archivio multitemporale. Queste sono state fatte analisi in un ampio campo di anni e quindi si è vista la variazione morfologica. Per appoggiare questi fotogrammi, queste immagini fotogrammetrici, questi voli fotogrammetrici, queste strisciate, è necessario il rilievo con il GPS dei punti di appoggio fotografici. E quindi anche qui l'applicazione del rilievo satellitare appoggiato alla rete statica. Un'altra nostra attività ha previsto il collegamento delle stazioni presenti a quel tempo della rete permanente veneta, della quale l'amico Bertocco prima ha parlato ampiamente, collegata ai vertici della rete statica. Quindi questo è stato fatto da noi ed è insieme a dei test di algoritmi di trasformazione tra i sistemi di riferimento. Ecco, l'ultima applicazione importante che abbiamo fatto riguarda il campo catastale. E anche qui abbiamo in alcune regioni, in alcune province, scusate, della regione c'era il problema del catasto di uniformare i sistemi di riferimento cartografici catastali, che come sapete sono in molte province, in molti comuni sono dei sistemi multi-origine basati sulla proiezione di cassini solver, quindi difficilmente gestibili per progetti intercomunali, per progetti di aree ampie, e quindi il catasto aveva il problema di trasformare queste mappe di impianto cartografiche in un sistema più attuale, in un sistema cartografico più attuale come il Gauss-Boaga, come avviene in quasi tutti il territorio italiano. Ecco, c'erano alcune province e questo ha comportato, dal nostro punto di vista, l'applicazione di misure GPS integrate con misure distanziometriche per determinare anche qui dei punti doppi ai quali applicare gli algoritmi di trasformazione con dei programmi o sviluppati da noi attraverso il nostro laboratorio oppure utilizzando il programma dell'IGM Verto 3K. Abbiamo ottenuto in questo caso interessanti risultati con precisioni di trasformazione di tutto rispetto che vanno bene per queste applicazioni. E veniamo adesso alle applicazioni attuali, al progetto del raffittimento della rete in ambito Veneto. Questo progetto è partito ancora nel 2016 con la realizzazione del raffittimento in area deltizia del Po, il quale ha previsto la realizzazione di questa rete che vedete, che è composta da 46 vertici, alcuni dei quali erano già presenti ovviamente e appartenenti alla rete IGM 95 originaria, ma non molti. Altri sono stati creati appositamente in questo progetto, insieme alle tre stazioni permanenti presenti nel territorio, che sono quelle cerchiate in verde, il Taglio del Po, Porto Tolle e Codigoro. Ecco, questo è stata misurata la prima volta e tutti i vertici, anzi, sono denominati secondo le codifiche dell'IGM, quindi adesso le trovate nel portale dell'IGM e fanno parte a tutti gli effetti della rete IGM 95. Questa rete è stata misurata per gli scopi di ricerca in maniera molto accurata, perché la previsione, l'utilizzo dei dati, oltre che nella realizzazione della rete, era quella di effettuare un monitoraggio dell'area che è soggetta a forti movimenti, soprattutto altimetrici. Quindi questo ha previsto una serie di rilievi, la cadenza biennale. Nel 2016 il periodo utilizzato è sempre stato nel mese di luglio, quindi d'estate. Il campionamento
che è previsto per la registrazione delle misure sono i 10 secondi, sono state realizzate 130 baseline in tutte e tre le campagne di misura 2016, 2018 e 2020, la lunghezza delle baseline varia da 5 ai 7 km e l'acquisizione minima per ogni baseline progettata è stata di 3 ore, quindi sono acquisizioni di lunga permanenza. I vertici misurati sono, come detto, 46 più 3 delle stazioni permanenti. La strumentazione è stata un misto tra strumentazione laica, strumentazione tocco, strumentazione appartenente al nostro laboratorio e gentilmente messa a disposizione anche dal Genio Civile di Rovigo e dal Consorzio di Bonifica. Questa rete è stata poi elaborata sia dal nostro centro di calcolo del laboratorio, sia da altri software presenti, collaboratori, e anche l'IGM ha svolto ad ogni campagna, adesso sto svolgendo quella del 2020, svolge anche lui la propria compensazione, quindi c'è un controllo rigoroso. Essendo 49 vertici collegati da 130 baseline, il fattore di ridondanza è 2,708, quindi questo permette di entrare nella fase della compensazione. Abbiamo un'alta ridondanza di dati, che è la fase di compensazione che si può distinguere nelle due parti, in quella libera, cioè intrinseca, o in vincoli cosiddetta, che permette di valutare la effettiva precisione nel posizionamento dei punti, e qui vediamo un estratto infatti delle coordinate di alcuni vertici espresse in forma geografica, quindi latitudine, longitudine e quota, con i relativi espressi appunto le deviazioni standard lungo queste tre coordinate. Vediamo deviazioni standard planimetriche molto basse, il punto più scadente è il 0,77905 che comporta 4-5 mm in planimetria e in quota 1 cm, 4-5 mm in planimetria e 1,1 cm in quota. Successivamente, una volta validate le misure, quindi con queste precisioni, vuol dire che la rete è stata misurata, questo calcolo è relativo all'ultima misura, quella del 2020, quindi serve la compensazione intrinseca per validare i dati misurati. Questa compensazione poi è stata vincolata ai 3 vertici delle stazioni permanenti calcolati dal centro del calcolo di cui citava prima Mauro Bertocco del centro di calcolo dell'Università di Padova, che gestisce le reti che gestisce le stazioni permanenti italiane e appartenenti alla rete europea con il software Bernese. Quindi queste coordinate delle 3 stazioni permanenti sono state fissate con i valori delle coordinate stesse riferite al sistema globale IGB08 e quindi la compensazione vincolata è stata per ogni campagna di misura è stata vincolata a queste 3 stazioni permanenti, le quali la compensazione vincolata ovviamente crea delle perturbazioni sulla compensazione stessa, e quindi c'è un decremento della precisione, ma non poi così grave. Quindi le precisioni planimetriche sono peggiorate di un paio di millimetri, mentre è lo stesso per la precisione in quota, che rimane ancora valida, circa 1,4 cm, quella peggiore, ma la media è ben più bassa. Quindi per l'elaborazione dei dati, come vi dicevo, sono stati utilizzati diversi software, il Gamit, che è di tipo scientifico, il Leica Infinity, che è un software commerciale, e l'IGM, vi dicevo prima, appunto, anche lui esegue con il Geolab il calcolo della rete parallelamente a noi. Quindi le verifiche della rete sono state fatte in maniera plurima. Alla fine sono state inquadrate le soluzioni del sistema IGB08 e quindi poi vedremo appunto i confronti tra le varie soluzioni nelle varie annate, e quindi le deformazioni soprattutto planimetriche. Stiamo perfezionando, quindi la ricerca sta andando avanti per integrare questa metodologia geomatica
della rete statica a lunga permanenza, integrata con dati di rivelazione e con dati del SAR, dell'INSAR, in modo da studiare la subsidenza, che è il fenomeno che più ha interesse nell'area considerata. Ecco, vediamo qui i risultati delle differenze di coordinate tra le annate delle campagne di misura, quindi 2018-2016, essendo il sistema di riferimento utilizzato l'IGB 08, quindi quello globale, geocentrico, si vede chiaramente che tutti i punti subiscono degli spostamenti di circa il valore medio di 5 cm in direzione nord-est, che sono gli spostamenti che storicamente sono collegati al moto della placca europea. Lo stesso avviene nel biennio, confrontando le coordinate IGB08 del biennio 2020-2018. Anche qui vedete la stessa cosa, sempre nella stessa direzione, e questo ci conforta nella bontà della soluzione. Infatti la mappa della velocità dei vertici della rete nazionale dinamica, espressa su questo grafico dall'Istituto Geografico Militare, che ha stimato le velocità delle 92 stazioni della rete dinamica nazionale, ottenendo questi risultati come moduli orizzontali, cioè il spostamento del minimo dei punti della rete, dei vertici della rete dinamica nazionale, è di 2,4 cm il minimo, di 3,2 cm il massimo all'anno, con una media di 2,8 cm all'anno. Quindi vedete che i dati rientrano praticamente in quelli evidenziati da noi, che sono di 5 cm in 2 anni, mediamente. Quindi questo verifica. Con questa stessa metodologia stiamo anche monitorando un'area in frana, in area montana, nella provincia di Vicenza, anche qui integrando i dati di misura con diverse reti di tipo statico e con dati di INSAR. E quindi anche qui stiamo avendo dei risultati molto buoni. E veniamo al progetto che è partito quest'anno, che è stato fatto ancora l'anno scorso dal sottoscritto, però quest'anno è partito l'accordo che ci porterà ad eseguire questo progetto di raffittimento della rete, inizialmente in area montana e dopo speriamo anche in tutta la regione. Quindi vedete che il progetto di raffittimento della rete statica prevede la realizzazione di questa rete che vedete indicata nella figura di sinistra e che coinvolge essenzialmente le zone montane, quindi la provincia di Belluno, marginalmente la provincia di Treviso, la provincia di Vicenza, per tutta la zona dell'altopiano e un po' della provincia di Verona. Nel dettaglio vedete la provincia di Belluno, dove sono indicate le stazioni permanenti appartenenti quindi alla rete Veneto o alla rete dinamica nazionale, che sono quelle in blu, mentre le stazioni verdi rappresentano, quelle rosse, scusate, rappresentano i vertici della rete IGM 95 già esistenti e monografati dall'IGM, quelli verdi invece sono appartenenti alla rete dei vertici, alcuni alla rete dei vertici regionali, altri di nuova istituzione. Vediamo altre immagini che riguardano del progetto, che riguardano la provincia di Verona e l'altopiano di Asiago in provincia di Vicenza. In questa tabella è un estratto della tabella in cui si esprimono i nomi dei punti individuati in questo progetto con il tipo di punto che è, insomma, la stazione permanente. In totale sono 23 stazioni permanenti ricadenti nell'area montana di questo progetto. In totale abbiamo degli IGM 95 esistenti in numero di 43, dei vertici della regione da verificare se sono idonei e se sono ancora esistenti sono in numero di 27, dei nuovi vertici da segnalizzare prima di eseguire le misure chiaramente in numero di 7, per un totale di 100 punti, di 100 vertici in questo progetto di raffittimento. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
Innanzitutto, solo un flash, lei pensa che nel futuro l'augmentation sarà sempre legata alle ground reference network oppure passerà a una situazione in cui lo spazio abbia un ruolo più importante? Se magari in 30 secondi ci dà una sua impressione su quello che aspetta. Beh, ritengo che gli elementi geodetici e classici di base, come i caposaldi di rivelazione e i vertici delle reti statiche, siano sempre importanti, soprattutto quando si vuole appunto o verificare le nuove tecnologie oppure si vuole monitorare, quindi effettuare dei rilievi con alta precisione. Abbiamo visto infatti che con le modalità in tempo reale le precisioni raggiunte non sono mai sufficienti per eseguire dei monitoraggi seri. Quindi per eseguire monitoraggi seri ci vogliono appunto misure a lunga permanenza nel caso di metodologie satellitari o misure classiche nel caso di metodologie topografiche tradizionali. Perfetto. Senta, la ringrazio e quindi nella nostra ultima agenda io passerei la parola a Virgilio Cima per il software di trasformazione di coordinate Convergo del CISIS. A lei la parola. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Sì, parliamo del software Convergo, il software di trasformazione di coordinate delle regioni, perché è stato aggiunto un pezzo al programma recentemente che è attualmente in fase di test e quindi approfittiamo ora di questa occasione del webinar per fare questa comunicazione, diciamo. No, anche perché si inserisce bene nel contesto delle cose di cui stiamo parlando. Io attivo un attimo la presentazione. Ecco, dovrebbe essere visibile. Scusate, la prendo un po' larga, ma più che entrare nel dettaglio ora dell'interfaccia, mi piaceva di più inquadrare qual è il senso dello strumento proprio. E volevo ricollegarmi un momento a quello che è stato detto nelle presentazioni precedenti, perché le infrastrutture geodetiche che abbiamo visto descritte ora, nel webinar di oggi, abbiamo detto realizzano il sistema ETRF 2000, che è il sistema indicato dal decreto ministeriale del novembre 2011, e nel quale le reti, sia la rete statica sia la rete dinamica, consentono di produrre le misure e i dati geografici. Quindi chi fa misure dirette sul territorio ottiene coordinate espresse nel sistema, sia che si colleghi alla rete statica e faccia una correzione differenziale rispetto al punto di riferimento, sia che si faccia dare correzioni differenziali dalla rete, ma comunque le coordinate che ottiene sono espresse nel sistema in cui sono espresse le reti. Questo sia per chi fa misure dirette, ma anche per chi produce dati cartografici. Se usiamo l'aerofotogrammetria come facciamo normalmente per produrre carte tecniche regionali, database geotopografici, a parte il fatto che la dotazione di bordo degli aerei comunque ha i rilevatori GNSS che acquisiscono le coordinate in questo sistema, ma ancor più la triangolazione aerea e i punti di appoggio in terra sono espressi in questo sistema e quindi il dato geografico nasce nel sistema ETRF 2000. Tutto questo per dire cosa? Qual è l'implicazione? Che noi adesso abbiamo un sistema unico e condiviso in cui nascono tutti i dati geografici e in prospettiva in futuro tutti i dati saranno espressi in questo sistema, e quindi abbiamo la necessità, diciamo, di convertire il pregresso e tutto il patrimonio di informazioni georiferite che abbiamo in questo nuovo sistema. E quindi dobbiamo districarci all'interno di i vari sistemi in cui appunto adesso sono espressi i dati, tipicamente in Gauss-Boaga e quindi nel sistema Roma 40. Questo è lo scenario, quelli sopra azzurri sono i sistemi geodetici e ciascuno col proprio sistema cartografico associato. I numerini grigio sono i codici PSG dei vari sistemi. Quindi quello che deve fare lo strumento, cioè il senso insomma di Convergo, è quello di consentire le trasformazioni all'interno di tutti questi sistemi. Il Roma 40 in cui abbiamo molti dati espressi appunto in Gauss-Boaga e l'ED50 sostanzialmente non abbiamo un granché di dati, abbiamo il taglio semmai delle cartografie.
E i sistemi satellitari, il sistema TRS-89, qui c'è sempre quella attenzione che dobbiamo fare alle sigle, perché abbiamo visto anche prima, la S del sistema 89 ha le due realizzazioni Frame 89-2000, che comunque sono due sistemi diversi per quanto molto vicini. Le differenze forse non sono di interesse in ambito cartografico, ma in ambito geodetico e anche topografico sì, quindi comunque dobbiamo implementare anche la trasformazione fra queste due. L'ETF 2000 è quello appunto dell'RDN e del decreto ministeriale. Quindi in sostanza il software cos'è che deve fare? Deve consentire di trasformare, quindi deve, diciamo, implementare tutte le trasformazioni rappresentate da queste frecce. Quindi passare da ogni sistema geodetico al proprio cartografico associato e viceversa, e soprattutto passare da un sistema geodetico all'altro. Ora, c'è una differenza consistente nell'implementazione fra le frecce verticali grigie e quelle rosse che rappresentano il passaggio fra sistemi, perché il passaggio da geografiche a piane cioè tra il sistema geodetico e il proprio sistema cartografico sono le normali formule della rappresentazione di Gauss, e quindi queste non creano grossi problemi, sono sviluppi in serie, ma conosciamo, abbiamo le formule. Convergo usa le formule di Bonifacino per queste trasformazioni. Ma insomma è un problema noto ed è facile, la soluzione è facile, basta applicare la formula. E si passa dalle coordinate geografiche alle coordinate gaussiane. Invece il passaggio fra sistemi geodetici diversi è appena più critico, ha due aspetti sostanzialmente. Uno è quello di passaggio fra due sistemi che hanno ellissoidi di forma e di posizione nello spazio, quindi di orientamento diversi. E quindi lo stesso punto fisico, se io lo rappresento su due ellissoidi orientati diversamente, ha coordinate diverse ovviamente. Questo è un pochino più complicato come problema, però ancora siamo nell'ambito dei problemi che si risolvono con, cioè è un problema geometrico, ecco, quindi che si risolvono con formule. La questione un po' più critica, e tornando al discorso iniziale della realizzazione, cioè del fatto che quando si acquisisce una misura appoggiandosi alle reti, appoggiandosi a dei punti di riferimento, se ne eredita il sistema di riferimento, ma se ne ereditano anche gli errori e le deformazioni. E qui è tutto il nocciolo della questione, perché i sistemi pregressi che lo strumento Convergo deve essere in grado di portare nel sistema TRF 2000 erano realizzati da reti geodetiche, nel caso del Gauss-Boaga la rete geodetica del primo ordine, quindi ottenute con misure con strumentazione ottico-meccanica, quindi misure di angoli sostanzialmente e distanze, tutti i problemi poi che sappiamo, e quindi diciamo, le coordinate Gauss-Boaga che dobbiamo convertire sono affette da tutte le deformazioni, le incertezze nell'accuratezza posizionale della vecchia rete. E queste hanno una distribuzione che non è regolare sul territorio, quindi non si modella con una semplice formula. Ecco perché ora vediamo ci serve uno strumento un po' più flessibile, che sono i grigliati messi a disposizione dall'IGM. La stessa cosa è anche per le reti statiche e dinamiche nelle TRF 2000, ma qui gli errori sono molto più piccoli, quindi insomma sono per alcuni versi trascurabili, e comunque sono il nostro riferimento di destinazione. A questo si aggiunge anche il fatto che lo strumento deve poter convertire, abbiamo visto la rappresentazione prima, diciamo, la strumentazione satellitare ci fornisce l'altezza ellissoidica, quindi la distanza del punto che io sto misurando rispetto alla superficie dell'ellissoide. In realtà lui fa una misura di coordinate geocentriche, ma poi ci può fornire la distanza dell'ellissoide, è una questione anche qui solo geometrica, ma a noi interessa invece la quota sul livello del mare. E quindi abbiamo bisogno della differenza tra le due. C'è anche una simpatica somiglianza tra questa figura e quella che abbiamo visto qui, ma è cambiata la lettera. E quindi abbiamo bisogno di sapere lo scostamento fra le due superfici, il geoide e l'ellissoide, e anche questo è irregolare, diciamo, non si modella con una formula semplice. È irregolare per motivi diversi, per motivi di distribuzione delle masse, ma comunque è qualcosa che io ho bisogno di, diciamo, modellare con un andamento irregolare all'interno dell'area che ci interessa. Ed ecco perché i software di trasformazione di coordinate risolvono questo problema col metodo dei grigliati. I grigliati sono matrici di valori, quindi modelli a maglia regolare, molto più fitti di come è disegnata qui, ora è solo rappresentativa questa parte a sinistra. Sostanzialmente sono una serie di punti in cui sono note le differenze di coordinate fra ogni coppia di sistemi.
oppure il valore, per la parte altimetrica, il valore dell'ondulazione geoidica, insomma dello scostamento fra le due superfici dal punto di vista altimetrico. E quindi quello che deve fare il software, quando deve convertire le coordinate di un punto, deve andare a vedere in quale maglia casca del modello regolare e fare un'interpolazione bilineare fra le differenze di coordinate geografiche o di quota, a seconda del contesto di utilizzo, sui 4 punti intorno e interpolare bilinearmente. E questo è quello che fa, cioè è diciamo, la metodologia che deve essere utilizzata dallo strumento. Ed è quello che ci consente di fare le trasformazioni ufficiali, insomma quelle rigorose, chiamiamole così, con l'utilizzo dei grigliati nazionali. Come soluzione pratica, quindi abbiamo bisogno a questo punto di applicarla sostanzialmente in 2 ambiti. Uno, riuscire a impostare questo tipo di trasformazioni all'interno dei software GIS e quindi consentire a software GIS di operare con le trasformazioni rigorose, cioè con l'utilizzo dei grigliati. I software GIS normalmente hanno dei modelli approssimati al loro interno che però hanno un'accuratezza molto inferiore. E poi parallelamente però disporre di uno strumento autonomo che consenta calcoli interattivi su singoli punti e soprattutto conversioni massive di dati geografici. È il caso tipico di una regione che può avere una banca dati pregressa in Gauss-Waage con decine, centinaia, migliaia di file e quindi consentire una conversione in modalità batch e portare tutto quanto nel sistema TLF 2000. Allora, per la parte GIS, ogni GIS ha le sue modalità di impostazione, insomma i suoi criteri, molti però condividono l'utilizzo della libreria ProJ e siccome la libreria ProJ è in grado di leggere i grigliati se sono espressi in un certo formato particolare che è un formato di derivazione dell'Istituto Geografico Canadese che però poi è diventato di fatto uno standard NTV2 e quindi i GIS che utilizzano la ProJ in qualche modo diciamo, è possibile configurare il software affinché utilizzi i grigliati. Quella che si vede qui nella figura è uno stralcio del database di configurazione di QGIS, che è un database QLite in cui lui memorizza i sistemi di riferimento e anche le trasformazioni. Ora probabilmente non si leggerà, ma questa parte in basso a destra diciamo, sono tutti i nomi di file .gsv che sono appunto i file in formato NTV2. E quindi in qualche modo noi diciamo, siamo in grado di eseguire le trasformazioni rigorose anche direttamente nei software GIS. Per l'altro aspetto, cioè quello delle trasformazioni interattive e conversioni massive di file, è stato sviluppato, era già molto tempo che la Regione del Veneto sta distribuendo il software Convé, che magari molti di voi avranno visto, forse questa interfaccia è anche familiare a qualcuno di voi perché alla fine il software è lo stesso. Quello che è successo è che il CISIS, che è il Centro Interregionale per i Sistemi Informativi Geografici e Statistici, ha messo a comune diciamo, le personalizzazioni di varie regioni e ha diciamo, prodotto in collaborazione con l'IGM questa versione del software Convergo, appunto conversioni per le regioni, che è sostanzialmente l'evoluzione di Convé e lo distribuisce a livello nazionale. Il software consente di impostare dalla parte a sinistra il sistema di input, dalla parte a destra il sistema di output, buttare nella parte centrale anche semplicemente per trascinamento la serie dei file e poi in modalità batch lui provvede alle trasformazioni. Dicevo appunto che è stato aggiunto un pezzo recentemente, che è attualmente in fase di test, perché è stata chiesta la trasformazione anche delle immagini raster. Ora c'era già anche nella versione precedente una forma in qualche modo di conversione dei raster, però lavorava soltanto sugli word file, sui file di georeferenziazione, quindi su TFW. Il che, diciamo, siccome consente solo una trasformazione a 6 parametri, se c'è una forte rotazione, come è il caso ad esempio del passaggio tra un fuso e un altro, diciamo, il risultato che si ottiene è approssimato. Ora normalmente succedeva che l'errore che si commette ricade all'interno della dimensione di un pixel e quindi era ininfluente, diciamo. Però ora intanto i dati hanno PSD, pixel, insomma sempre più piccoli. Poi dipende anche dall'estensione dell'immagine, insomma, che uno deve convertire. Quindi il sistema rigoroso, che è quello che è stato aggiunto adesso al software, è quello di ricampionare le immagini nel sistema di destinazione. Quindi non è più l'immagine di partenza a cui viene modificato solo l'informazione della georeferenziazione, ma viene
ricalcolata pixel per pixel l'immagine nel sistema di destinazione, andando a pescare i valori nell'immagine di partenza. E questo consente anche di, diciamo, andare a pescare in più di un'immagine, cioè il caso tipico in cui si abbia un mosaico di immagini nel sistema di partenza che coprono una certa area geografica, che a valle della conversione risulterebbero ruotate e in qualche modo deformate. Ecco, il ricampionamento consente di ricostruire un nuovo quadro d'unione, chiamiamolo, nel sistema di destinazione, in cui le immagini sono dritte, in cui si sceglie la risoluzione, il numero di righe, colonne, la dimensione del pixel, e quindi il programma le ricostruisce immagine per immagine, andando a prelevare i dati anche in più di un'immagine di partenza per costruire una di quelle di destinazione. Questo è il senso del modulo raster che è stato aggiunto. Quindi una parte in cui l'utente può assegnare una lista di immagini da creare e le assegna impostando le coordinate del punto in alto a sinistra e poi i parametri per descrivere l'immagine, quindi il numero di righe, il numero di colonne, dimensione del pixel nelle due direzioni, oppure le coordinate dello spigolo opposto. Fornisce al software la lista delle immagini da creare, poi lancia l'esecuzione e il software provvede a generare immagine per immagine. Questo quadro d'unione, diciamo, può essere fornito anche sotto forma di shapefile, utilizzando le geometrie dello shapefile e utilizzando, volendo, anche i valori numerici che ci sono nella tabella, diciamo, collegata alle geometrie, quindi il numero di righe, di colonne, le dimensioni del pixel possono essere prelevate lì. Io ho fatto questa rapida panoramica, mi fermo qui, per qualunque approfondimento siamo a disposizione e grazie. La ringrazio molto. Effettivamente la sua presentazione ha anche chiaramente dimostrato i benefici concreti che hanno anche risvolti economici nel lavoro giornaliero, quindi non le farei delle domande al riguardo, la ringrazio molto e passerei invece a Umberto Trivelloni che ci illustrerà i rilievi LiDAR nel Veneto e il loro stato di fatto, le prospettive. La ringrazio. Grazie dottor Calini per la parola. Io, se mi consentite, premesso che farò un intervento molto rapido poi sul LiDAR, per l'appunto vorrei spendere due parole per ringraziare lei e tutti i relatori anche di questo intervenuti in questo webinar e anche naturalmente il collega Sergio Zen che seguirà il mio intervento, e vi ringrazio per non soltanto per la disponibilità di tempo e di energie che abbiamo speso anche prima di questo webinar con una serie di incontri e di contatti, ma anche e soprattutto per il livello di estremo interesse dei contributi. Ne approfitto per dire che anche oggi abbiamo abbondantemente superato i 200 contatti e quindi ringrazio anche tutte le persone che si collegano, alcuni dei quali so che si collegano sempre, peraltro, quindi siamo ormai giunti al 7° appuntamento e quindi è un elemento molto positivo e per noi di grande soddisfazione. Un ulteriore apprezzamento va al taglio di questo webinar che anche sicuramente si basa sull'evidenziazione di procedure, di metodologie che hanno un forte significato anche scientifico, ma anche una forte ricaduta su attività pratiche e quindi mi complimento in particolare con il moderatore dottor Calini per questa accezione e questa attenzione più che altro agli aspetti anche di ricaduta economica per le attività che molti di noi svolgono. Vado a condividere la presentazione. Eccoci, venendo all'oggetto della presentazione che vi proponiamo oggi assieme naturalmente ai colleghi dell'ufficio. E parleremo appunto di questo tipo di rilievi eseguiti con questi sensori laser che ormai sono ben conosciuti. Infatti credo che molti di voi avranno già avuto modo in passato di vedere presentazioni simili a questa. La cosa interessante è che vi sono sempre delle evoluzioni non soltanto in termini metodologici e tecnici ma anche
evoluzioni proprio ad esempio nella quantità di territorio rilevato, nella quantità di dati disponibili. Facendo una rapidissima introduzione possiamo richiamare di cosa stiamo parlando, qual è l'oggetto di questo breve intervento. Il LIDAR, come sapete, è una tecnica che consente, grazie al calcolo del tempo di ritorno dell'impulso laser che viene prodotto da un sensore che più delle volte nei casi che trattiamo noi è montato su aeromobile, consente appunto di calcolare la distanza e conseguentemente l'effettiva altimetria del territorio che viene indagato. La tecnologia LIDAR, vedete nelle ultime righe, ha numerosissime applicazioni ormai molto ben conosciute, parliamo naturalmente di frane, di monitoraggi idrogeologici, di monitoraggi forestali, di cui parlerà poi il collega Sergio Zen. Questa immagine esemplifica molto bene qual è il funzionamento di questo tipo di sensore attivo. Come vedete non soltanto c'è la possibilità di avere un ritorno unico e quindi una distanza tra il sensore, quindi in questo caso l'aeromobile, e il suolo, ma anche la possibilità di avere più ritorni, cosa che accade nel caso il raggio laser intercetti la vegetazione. E le due immagini, che sono un po' piccole, rappresentano due prodotti derivati classici di un rilievo LIDAR che in buona sostanza produce una grande quantità di punti con appunto questa indicazione di distanze, quindi conseguentemente di quota. Abbiamo sulla immagine più in alto la produzione di un DSM, in particolare si usa un DSM First Pulse, quindi quello che comprende il primo segnale di ritorno che ritorna al sensore, che diventa quindi un ricevitore. In questo caso viene disegnato il terreno se non c'è niente sopra, altrimenti viene disegnato il terreno assieme agli edifici. Poi c'è un secondo prodotto che è il DSM Last Pulse, in questo caso rimane ancora il terreno dove non c'è niente sopra, gli edifici, ma vengono tolte le coperture vegetali. Infine il prodotto conclusivo, diciamo, in questa sequenza è il DTM, cioè il Digital Terrain Model. In questo caso vengono rimossi attraverso degli algoritmi e delle metodologie supervisionate anche gli edifici, abbiamo l'effettivo disegno del territorio fisico. Ecco, una cosa interessante, questo tipo di rilievo è iniziato circa alla metà degli anni 2000 e dopo c'è stato un grande impulso anche grazie al piano straordinario di telerilevamento promosso e condotto dal Ministero dell'Ambiente in quegli anni, e poi anche molti enti locali, tra cui noi, hanno integrato quel tipo di rilievi estendendo le aree di studio oppure eseguendo ripetizioni. Per poter fare questo nel 2011 abbiamo realizzato delle linee guida per capitolati di vario tipo, quindi anche per riprese aerofotogrammetriche, per database topografici, per la produzione di ortofoto, ma anche per il rilievo mediante LIDAR da piattaforma aerea. In particolare all'epoca venne costituito un gruppo di lavoro, vennero incaricati alcuni professionisti, tra cui voglio ricordare l'ingegnere Virgilio Cima, che abbiamo appena sentito. All'epoca non fu semplicissimo perché si trattava comunque di una tecnologia piuttosto nuova e ricordo molto bene il ricorso a documentazioni non di produzione italiana per ovvie ragioni, proprio perché si trattava di una tecnica che muoveva i primi passi. Lo scorso anno abbiamo provveduto a una revisione sistematica di questi capitolati, mettendo assieme naturalmente tutte le esperienze che abbiamo acquisito nel corso di questi anni e anche numerose considerazioni in ordine all'evoluzione appunto tecnologica che i sensori e anche dei sistemi di posizionamento hanno prodotto in questo ultimo decennio. Come anticipavo prima, le applicazioni dati LIDAR sono davvero molte e in molti casi sono assolutamente conosciute. Ora ne vedremo alcune in maniera molto rapida, trascurando naturalmente quelle più conosciute, più consolidate, che vedete citate nel secondo capoverso, quindi il monitoraggio, l'osservazione di fenomeni gravitativi e poi naturalmente tutto quello che riguarda le masse forestali o comunque il monitoraggio delle foreste, di cui parlerà poi molto più consapevolmente direi il mio collega Sergio Zen, rilievi archeologici, come noto, stime volumetriche di ghiacci, monitoraggio delle spiagge e quant'altro. Qui vediamo alcuni esempi che diciamo non minori, ma magari non
conosciuti allo stesso modo, anche se ormai già oggetto di molte ricerche e in taluni casi anche di applicazione. Chiaramente per noi che abbiamo come mission originaria, dopo la legge 28 del 76, la produzione di carta tecnica regionale a scale che vanno dal 2000 al 10.000, è molto interessante il fatto che il leader possa determinare il volume degli edifici. Peraltro il volume intero, quindi comprensivo anche delle parti sotto al tetto, quindi non soltanto il volume fino alla quota di gronda come tradizionalmente si fa in cartografia. Chiaramente questo tipo di rilievo non sostituisce, sì che semplicite, diciamo, il rilievo fotogrammetrico classico tridimensionale, però può essere molto utile a integrazione di rilievi di questo tipo, oppure soprattutto in caso di aggiornamenti speditivi a integrazione di individuazioni bidimensionali degli oggetti, come ad esempio l'edificio o l'unità volumetriche. Un'altra applicazione molto intuitiva, che peraltro mi risulta si stia diffondendo molto anche a livello come posso dire, di pratiche e procedure amministrative, è quella della determinazione di icone di visibilità. Questo è un esempio molto, molto semplice, molto intuitivo, riferito alla città di Padova, dove si vede la Basilica del Santo e il Prato della Valle. Poi naturalmente gli studi idraulici, ne abbiamo già parlato prima, è possibile processare i dati di altimetria per ottenere numerose informazioni in merito ai bacini idraulici e ad altre situazioni di questo tipo. Infine, per non estendere troppo il ragionamento su altre possibili applicazioni che comunque sono numerose, ecco, ne cito una un po' particolare. Va detto che noi distribuiamo i nostri dati, poi come vedete scritto in questa slide, il territorio del Veneto è per circa l'80% già interessato da rilievi leader già eseguiti o in corso di esecuzione. Molti di questi sono stati realizzati da noi oppure da noi in accordo con altri enti locali. Alcuni altri invece sono stati eseguiti dal Ministero dell'Ambiente, come dicevo in precedenza. I dati prodotti da noi vengono liberamente distribuiti da noi in una logica open e quindi posso dire che diciamo, un gruppo di utenti molto numeroso e anche molto attento alla qualità di questi dati sono le persone che si occupano di orienteering, proprio perché questi dati hanno degli ottimi risultati nel rilievo dell'andamento delle quote del terreno al di sotto delle coperture vegetali. Quindi potete immaginare, quando si tratta di muoversi nelle zone appunto boscate, come possa essere di grande ausilio questo tipo di informazione. Noi abbiamo fatto anche dei test già diversi anni fa sulla qualità di questo dato rispetto alla qualità del dato aerofotogrammetrico. Ebbene, in quelle circostanze è assolutamente molto migliore il dato LIDAR, cioè anche in caso di coperture vegetali importanti, la capacità di penetrazione ci consente una lettura di quello che sta sotto alle piante, al bosco, molto, molto migliore dell'approssimazione che lo stereorestitutista fa in caso di aerofotogrammetria classica. Vi dico questo in maniera estremamente veloce, però vi sono molte pubblicazioni fatte anche da noi in collaborazione con esperti di vario tipo, anche con imprese, che testimoniano questo tipo di conclusioni. Come vi dicevo, come potete vedere, una gran parte del territorio regionale è interessato a questo tipo di rilievi, che sono in molti casi eterogenei, cioè eseguiti in epoche diverse e anche con una qualità dei sensori diverse, poiché il progresso tecnologico, come in tutti i campi di nostro interesse, è molto sostenuto. Però hanno delle caratteristiche comuni che consentono un utilizzo anche armonico di questo tipo di dati anche fra territori diversi. Ad esempio, le quote sono ovviamente riferite al modello geoide ufficiale, già richiamato in precedenza dagli interventi che abbiamo ascoltato assieme. La densità non è mai inferiore a 1,5 metro quadro, ovviamente negli ultimi anni la densità è molto più alta, anche per le ragioni che vi dicevo prima, di miglioramento della qualità dei sensori, che consentono di non incrementare gli oneri di quantità di strisciate sostanzialmente di volo, ma consentono di restituire modelli con una quantità di punti, con una frequenza di punti molto più alta. E poi le caratteristiche dei sensori sono sempre equivalenti o migliori di quelle che vedete indicate in questa tabella. Ecco, su questo vorrei fare una brevissima digressione. Vedete che parliamo di accuratezza altimetriche intorno ai 10-15 cm. Questo è molto importante, perché devo dire che purtroppo a volte mi è capitato di vedere dei capitolati
con accuratezze richieste molto più alte, nell'ordine addirittura dei 10 mm. Questo è ovviamente impossibile per quanto riguarda un rilievo di questo tipo, perché stiamo comunque parlando di una forma di remote sensing, e quindi è comunque un oggetto che si trova su un aeromobile a una certa distanza dal suolo che poi il più delle volte non è la condizione ideale, non è una superficie liscia come una strada, un piazzale o anche un edificio, ma magari è in una condizione diversa, coperto da vegetazione d'erba o altre situazioni di questo tipo, ghiaie, pensiamo ai greti fluviali e situazioni di varia natura che si riscontrano sul territorio. Ecco, quindi a meno di casi molto particolari, come rilievi con elevatissime densità di punti, con moltissimi punti di appoggio a terra, oppure eseguiti da droni ma in condizioni estremamente particolari, è molto difficile raggiungere accuratezze dichiarate di un ordine di grandezza più basso di quello che indichiamo noi qui. Fermo restando che i numerosi collaudi che abbiamo fatto ci garantiscono che solitamente sulle superfici appunto ideali, quindi le superfici lisce, passatemi questo termine, solitamente gli scostamenti tra misure topografiche e rilievo LIDAR sono al di sotto dei 5 cm, anche meno in molti casi. Quindi la potenzialità del dato evidentemente è molto alta, però come capita spesso con tecnologie di questo tipo non va stressata in maniera eccessiva e direi irrazionale. Lo stato di fatto del rilievo del Veneto è rappresentato in questa immagine, che mantiene costantemente aggiornata la collega dottoressa Alessandra Moroso, che gestisce questo tipo di risorsa informativa. Vedete la carta ha molti colori perché sono molti lotti di produzione diverso. Va detto che in alcuni casi ci sono ripetizioni. Le ripetizioni sono eseguite solitamente nelle zone costiere per ragioni che tutti possiamo comprendere, quindi di estrema dinamicità. Ne ha parlato prima in riferimento all'area del Delta del Po anche il professor Menin, ma anche nelle zone di montagna, logicamente eseguiti spesso a opera dei nostri genii civili oppure di altri soggetti che hanno competenza sulla gestione delle situazioni di frana, di dissesto oppure anche di gestione della viabilità. Mi avvio alla conclusione. In questa slide molto sintetica indico alcuni degli sviluppi futuri. In realtà come orizzonti di ricerca ve ne sono anche altri che coinvolgono l'IDAR e soprattutto, riagganciandomi a quanto diceva il dottor Carini prima, ci sono anche prospettive per rilievi di questo tipo da satellite con accuratezze che andranno, immaginiamo, via via a migliorare e quindi a diventare sempre più compatibili con gli scopi delle scale di nostro interesse. Tuttavia, al di là di queste digressioni, direi che l'obiettivo nostro è arrivare al completamento dell'intero territorio con una frequenza appunto sufficiente per poter fare un'armonizzazione dei dati, che è il secondo punto che vedete indicato, o perlomeno per poter estendere processi di armonizzazione che in parte sono già stati eseguiti. Da qui naturalmente prevediamo la generazione di nuovi modelli altimetrici regionali. Ecco, è bene intenderci sui termini. Io qui vi sto descrivendo quelli che sono i nostri indirizzi come gestori di un dato geografico su scala dell'intero territorio regionale, naturalmente. Non parliamo di LIDAR eseguiti per interventi puntuali che hanno livelli di precisione più alti e quantità di dati da gestire molto più alti e obiettivi diversi. Qui stiamo parlando di quello che può essere fatto per l'intero territorio veneto. Naturalmente un tema molto importante, come accennavo prima, è implementare i database geotopografici o anche meglio aggiornarli con l'informazione di quota che deriva direttamente da rilievi LiDAR di questo tipo. Poi naturalmente vi accennavo già all'esecuzione di rilievi in maggior dettaglio per scopi specifici e ripetizione per aree che bisogno di questo tipo di soluzione. E un altro aspetto interessante, importante per noi, è l'inserimento di questi dati nell'infrastruttura dati territoriali. Infatti chi conosce la nostra infrastruttura sa che al momento non sono presenti, parlo naturalmente di DSM e DTM, mentre i dati grezzi hanno un peso che renderà difficile questa operazione. I dati quindi sono quelli di nostra produzione distribuiti liberamente, però su richiesta. Immaginiamo che entro pochi mesi, questo vi posso anticipare, questi dati saranno presenti anche nel geoportale dedicato e quindi liberamente scaricabili. L'ultima slide riporta quelli che sono, tra virgolette, i lavori in corso, work in progress. In questi mesi stiamo facendo, o sono in fase di avvio, queste 5 azioni che vedete qui riassunte. Una è un rilievo fotogrammetrico
e l'IDAR ha una risoluzione abbastanza alta di diversi punti a metro quadro di Venezia Centro Storico, isole principali, soprattutto di Laguna Nord, Lido Pellestrina e Bocche di Porto, naturalmente in collaborazione con il porto di Venezia. Poi abbiamo un rilievo LIDAR invece nella zona della Val Belluna, quindi bassa provincia di Belluno, grazie alla collaborazione con la nostra direzione che si occupa di foreste e ai collegati, diciamo, finanziamenti del PSR. Poi c'è un altro importante lavoro, sempre analogo ai precedenti, che verrà eseguito nella zona del Polesine, cioè in tutta quella zona sotto, diciamo, a sud dell'argine del fiume Adige fino al confine regionale, e questo viene fatto grazie all'intervento dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con cui abbiamo da poche settimane firmato un accordo specifico. Poi vi sarà l'esecuzione della ripresa fotogrammetrica e LIDAR del comune di Cortina e dei comuni limitrofi. Questo naturalmente è molto importante, è funzionale alla produzione di un database geotopografico di elevata scala, proprio in funzione delle azioni connesse all'evento, naturalmente alle Olimpiadi del 2026 e a tutte le attività che vanno realizzate in quelle aree. Infine annuncio, insomma, la notizia condivisa da poco dall'ingegner Guido Selvi del Genio Civile di Rovigo, con cui sempre collaboriamo da molti anni, che è quello di un rilievo dell'intera costa veneta, proprio perché è un rilievo, come ho detto già più volte prima, viene ripetuto varie volte per le questioni, i fenomeni dinamici che insistono su quel tipo di aree di situazione. Ecco. Prima di concludere, di dare la parola al dottor Carini, vorrei aggiungere che non l'ho scritto perché non è di competenza nostra, però giungono vari segnali da Roma, diciamo, dal Ministero dell'Ambiente e da altre realtà centrali di ulteriori riprese che verranno fatte nei prossimi mesi oppure nei prossimi anni, ma in tempi piuttosto brevi. Ritengo quindi che siano molto vicini i tempi in cui finalmente avremo una copertura integrale, mi auguro, dell'intero territorio nazionale, però quantomeno della nostra regione, che siamo già a un punto piuttosto elevato. Infine, un ultimo accenno: io non ho fatto una previsione economica, ma vi assicuro che ci sono, anzi mi spiace non averla fatta, quella dell'ingegner Capo era molto interessante, però è facilmente dimostrabile la quantità di risparmio che si va a creare realizzando questo tipo di infrastrutture di dati. I risparmi sono non soltanto nelle successive produzioni cartografiche, che potendosi valere di questo dato diventano molto meno onerose e più precise, ma anche sono in termini naturalmente di disponibilità di dati di base nel caso di eventi problematici, insomma di eventi in qualche modo catastrofici o che vanno gestiti. Ecco, ora naturalmente concludo con la solita slide, invitando, come abbiamo fatto anche prima in chat, tutti gli utenti a contattarci alla solita email che vedete riportata sotto all'immagine della nostra infrastruttura, e approfitto, ultimissima cosa, per ringraziare anche tutti i colleghi che contribuiscono continuamente alla buona riuscita, al buon risultato di questa attività, di questa azione di comunicazione. Qui vedete citati i membri dello staff e una collega che ci ha aiutato in particolare, però devo dire che moltissimi colleghi di questa direzione, pianificazione territoriale, ma anche di altri uffici regionali, stanno contribuendo moltissimo per tanti aspetti che sono necessari affinché questa iniziativa vada a buon fine. Grazie. Grazie molte a lei. Grazie molte a lei, Umberto Trivelloni. È stato molto interessante, anche grazie per l'accenno ai ritorni economici e sociali che chiaramente ci sono e sono fondamentali in questa attività. Io volevo chiedere una domanda riguardante la tecnologia LIDAR o LiDAR. È ormai affermata nel settore professionale della gestione delle città e del territorio, ma pensa che le immagini satellitari possano essere al LIDAR o LiDAR, e se sì, in quali zone? Dottor Carlini, la ringrazio per la domanda. Mi spiace solo che abbiamo tutti naturalmente un obbligo di contenimento dei tempi, ma darebbe uno spunto per lunghissime riflessioni. Sono assolutamente fiducioso, anzi direi che sono certo
che l'integrazione fra rilievi LIDAR e immagini satellitari rappresenterà il futuro, ma un futuro anche in tempi molto brevi. Noi abbiamo fatto, lo dico solo a titolo di esempio, ma ve ne potrebbero essere molti altri. A puro titolo di esempio, intanto l'integrazione di base mi consente, chiaramente quando parliamo di satelliti per il posizionamento è fondamentale, no, la coesistenza di questo tipo di infrastrutture con questo tipo di rilievi, perché parliamo di una misura altimetrica che non può che essere riferita a un'infrastruttura geodetica adeguata. Quindi su questo direi che è una condizione di base indiscutibile, ma mi riferisco ad altre possibili applicazioni, ne cito soltanto una a titolo di esempio. Noi stiamo sperimentando l'uso di immagini ottiche ad alta risoluzione, quindi anche nell'ordine dei 50 cm come risoluzione e con livelli di precisione compatibili. E riteniamo, stiamo testando a livello interno questo tipo di attività, che si possa fare un ottimo aggiornamento speditivo cartografico combinando dati di questo tipo assieme a dati di tipo LIDAR e arrivando all'interno, direi tranquillamente, di tolleranze delle scale 1 a 5000, quindi secondo me è molto buono, con un contenimento di costi enorme rispetto ai costi naturalmente che comporta la produzione cartografica tradizionale. Perfetto. Senta, allora diciamo che non voglio essere torturare con altre domande, quindi farò così, non farò domande al Sergio Zen, ma ho una grande curiosità che penso sia che molti abbiano. Il LIDAR o LiDAR potrà mai arrivare secondo lei al mercato di massa e per quali applicazioni? Sempre per creare un ritorno il più alto possibile. Questa rispondo molto velocemente, poi se Sergio vuole integrare è meglio. Questa è una domanda interessante perché la risposta non è affatto scontata. Credo che sia più facile che altre risorse che abbiamo visto oggi arrivino a un mercato di massa, cioè che ci sia la possibilità con ad esempio la presentazione di General Capo è stata molto interessante in questo senso, e sia la possibilità di un miglioramento continuo della qualità dei dati e anche della distribuibilità dei dati di posizionamento, con conseguenze e possibilità enormi di sviluppo per molte applicazioni, anche grazie al miglioramento delle linee dei sistemi di comunicazione, no? Per il LIDAR è una situazione un po' diversa, lo continuo a vederlo come un aspetto un po' meno correlato a un utilizzo diffuso, sempre che non prendiamo in considerazione altre situazioni di applicazione un po' più evolute, di cui si parlava moltissimo prima della pandemia, poi ora purtroppo se ne parla molto meno, come ad esempio l'automobile a guida autonoma o altre situazioni di questo tipo, tipiche dell'intelligenza artificiale. Chiaro che il sensore che dà le distanze con l'accuratezza adeguata in tempo reale è fondamentale per questo tipo di applicazione di intelligenza artificiale. Perfetto. Senta, ringrazio moltissimo. Io passerei allora adesso la parola a Sergio Zen, così potrà illustrarci appunto la tematica LiDAR, però collegata alla gestione del patrimonio forestale. Lei la parola. Grazie mille, buongiorno. Quel che vi espongo io è l'applicazione che abbiamo avuto in questo periodo di dati LiDAR in ambito forestale. Non so se mi vedete. Mi sentite? Sì, ottimo Sergio, vai. Ok, allora io ripeterò alcune cose che ha già accennato il dottor Trivelloni in modo tale da comprendere i pregi e i difetti della metodologia LiDAR. Le elaborazioni che vengono esposte in questo lavoro qua sono state utilizzate mediante software freeware in modo tale da far capire che la disponibilità di questi dati può comunque essere gestita con software che sono di libero accesso.
Per quanto riguarda la visualizzazione viene utilizzato un software Fulguron Viewer, e per quanto riguarda invece l'elaborazione GIS tramite il software QGIS ampiamente accennato, mediante l'utilizzo di tutta una serie di plugin che sono elencati. 2 di questi sono stati finanziati da parte della Regione Veneto con fondi comunitari legati al PSR misure 20+2. Vediamo i punti di forza del dato laser scanner. Il dato laser scanner, come è stato detto, fornisce informazioni morfometriche degli oggetti del terreno rappresentati come punti di coordinate XYZ. In questo caso è stata fatta un'ulteriore aggiunta a questo stato informativo, aggiungendo l'informazione colorimetrica proveniente da ortofoto alla nuvola di punti. Questo naturalmente facilita l'interpretazione della nuvola di punti a un utente normale. La seconda osservazione, il punto di forza, come già accennato, l'impulso viene emesso dall'aeromobile. Questo impulso verticale può intercettare delle strutture verticali, e le strutture verticali nei vari punti di intersezione con il raggio, con l'impulso, restituiscono degli impulsi di ritorno, i quali possono poi descrivere morfometricamente la struttura verticale degli oggetti. Questi impulsi devono superare una determinata soglia, perché il raggio laser scanner viene emesso con una frequenza del vicino infrarosso, e vicino infrarosso è anche una frequenza comune allo spettro luminoso, per cui per poterlo differenziare dal fondo naturale è necessario avere una frequenza, un'intensità superiore rispetto a quella del fondo naturale. Questa cosa consente? Consente a fare una serie di discriminanti di operazioni, nel senso che se noi filtriamo l'ultimo segnale che proviene l'ultimo ritorno proveniente dal segnale emesso, e associamo a questo, o raccogliamo o elaboriamo l'informazione spettrale associata a questo, noi possiamo fare delle indagini di dettaglio, come ad esempio vediamo nell'ortofoto a destra, ortofoto ad alta risoluzione. Cerchiamo di osservare la viabilità silvopastorale, e questa risulta essere visibile chiaramente solo negli spazi aperti. Negli spazi chiusi, negli spazi boscati, questa non è così evidente. L'elaborazione del dato leader, cioè estraendo solo l'ultimo segnale, l'ultimo ritorno con informazione spettrale ad essa associata, ci consente di osservare con maggiore chiarezza e maggiore dettaglio la viabilità silvopastorale, quindi risulta essere un utile elemento di raccolta di informazioni. Il terzo elemento è il laser scanner, quello che rispetto ad altri sistemi fornisce una capacità di acquisizione di informazioni morfometriche riferite al suolo. Per cui questo è sicuramente uno dei altri grossi vantaggi di questa metodologia. I limiti legati al sistema laser scanner, come viene rappresentato in questa fotografia, in questa immagine, può essere assimilato a una luce solare che penetra all'interno del bosco. In alcuni punti viene illuminata, in altri non viene illuminata, e questo raggiunge il terreno con angolazioni diverse. Naturalmente l'altro elemento da segnalare è la precisione morfometrica degli oggetti, che è direttamente proporzionale alla densità dei punti. Per esempio, osserviamo la chioma degli alberi, noi osserviamo l'intorno della chioma degli alberi, però non riusciamo a avere con precisione la misura della punta dell'albero, cioè dell'altezza dell'albero stesso, per cui questa è una valutazione da tenere presente nell'elaborazione delle informazioni dell'altezza delle chiome. L'altro elemento da tenere presente è legato al fatto che l'impulso luminoso che viene trasmesso, l'impulso laser che viene trasmesso dall'aeromobile va a spazzolare una superficie ortogonale alla direzione di volo. Se durante questa linea di volo vi è un problema morfometrico, questo segnale viene alterato, viene modificato. Tipico ad esempio che è emerso durante le indagini che abbiamo effettuato è stato quello per esempio della voragine dello stesso del comune di Rosso, dove da ortofoto vediamo la sua collocazione, a destra vediamo le foto che fanno i normali turisti, e la restituzione di questa informazione si trova nella tabella centrale, in cui possiamo comparare i dati elaborati con il volo leader effettuato da ETRE nel 2011 con il volo leader effettuato da VEPA nel 2019. Evidentemente la diversa collocazione della linea di volo rispetto all'oggetto da indagare ha portato a risultati diversi, anche di 40 metri. L'altro limite legato alla tecnologia leader è che il raggio laser viene emesso con una frequenza vicino all'infrarosso. Questo viene quasi totalmente assorbito
dai corpi idrici. Naturalmente perdiamo completamente l'informazione altimetrica, però non perdiamo un'informazione che invece è relativa alla forma degli oggetti. Quindi riusciamo, per esempio come nel caso di esame del lago di Alleghe, riusciamo a definire la forma dell'oggetto del lago, la corsa del lago, così come i corpi idrici, per esempio il canale adduttore che è presente sulla sinistra del colpevole. Naturalmente la nuvola di punti che viene raccolta può essere filtrata, come è stato detto prima, filtrata per rappresentare i più probabili punti del suolo e per rappresentare i probabili punti del soprassuolo. Altra operazione che può essere fatta, questa specifica dell'ambito forestale, è quella relativa alla sottrazione del dato dello strato relativo al suolo rispetto al soprassuolo, che porta alla formazione di uno strato del soprassuolo normalizzato. Normalmente questo viene indicato come modello digitale delle chiome perché è ampiamente usato in ambito forestale e questa terminologia ha preso sopravvento rispetto alla definizione del soprassuolo normalizzato. Questi strati di nuvole di punti provenienti da operazioni di filtraggio poi possono essere elaborati in formato raster, come ha accennato il collega Trivelloni, dando origine a un DTM in cui vengono eliminate le sovrastrutture, le infrastrutture e gli edifici. Mi preme far notare che per esempio nell'angolo a destra vediamo quella piccolarità della voragine dello Chasson che viene chiaramente evidenziato dal DTM. Altra elaborazione raster è legata al DSM e l'altra elaborazione è il CHN, il modello digitale delle chiome, dove i primi due, DTM e DSM, rappresentano quote rispetto al livello del mare, mentre il terzo rappresenta le altezze, quindi rende agevole la comparazione a livello di analisi forestale della copertura arborea. Come già accennato sia da Delio Brentano sia dal collega Trivelloni, i dati leader raccolti dalla Regione Veneto sono disponibili a tutte le utenze, i dati leader raccolti da altri enti non sono disponibili a tutte le utenze per una serie di licenze, e mentre i dati leader elaborati dalla Regione Veneto nel caso di direzione foreste, direzione DG Ferse e Foreste, sono resi disponibili a tutte le utenze. Nel corso dell'anno 2018 l'unità organizzativa Foreste e Silvicoltura ha elaborato il CHM delle aree per i quali erano disponibili DTM e DSM. Questa è la rappresentazione delle elaborazioni che sono state effettuate in quell'anno. Naturalmente hanno sfruttato banche dati che avevano una densità di punti di 1,5 punti per metro quadrato. Queste elaborazioni sono state elaborate senza l'utilizzo di grigliati EGM, quindi con precisione intorno ai 4 metri, e tutte queste informazioni sono disponibili all'indirizzo che è segnato sopra la pagina. Questi dati sono organizzati per Unione Montana e per campagna di volo. Questi sono degli esempi che rappresentano cosa è stato fatto, liberamente scaricabili per all'utenza esterna. Allo scopo però di agevolare in ambito forestale l'utilizzo dei dati leader mediante fonti DSR Misura 20 è stato finanziato lo sviluppo di 2 plugin per la creazione del CHM a seconda delle necessità. Il primo plugin consente di creare un file GPKG contenente le informazioni relative all'ITM DSM, sostanzialmente lo fatto con la mappatura dei dati che sono stati scaricati sul portatile, consente la definizione delle etichette per la loro individuazione e richiede la cartella dove vengono salvato questo dato elaborato. Il manuale di descrizione di questo plugin è reperibile a questo indirizzo internet, mentre il secondo plugin che è stato sviluppato, che è di interesse specifico, consente la creazione del CHM per i punti di interesse e poi per i punti di interesse e la possibilità di impostare parametri di elaborazione dei CHM specifici. Teniamo presente quello che è disponibile nel portale Foreste, sono dati elaborati con determinati criteri, mentre la disponibilità di dati la possibilità di scaricare dei dati in locale e la possibilità di rielaborarli con specifiche caratteristiche dettate dall'utente consente chiaramente un maggiore dettaglio, una maggiore analisi, una maggiore specificità di analisi dei dati stessi. Anche questo è disponibile il manuale di utilizzo del plugin. C'è da notare poi che nel corso dell'anno 2019 con fondi di protezione civile legati all'evento Vaia
è stato effettuato un volo ad alta risoluzione, quindi con ortofoto 20 cm x 20 cm e un volo leader con 20 punti per metro quadro. Questo volo ha interessato solo 20 comuni del Veneto. Allora, qui viene rappresentata la differenza di risoluzione, la differenza di densità di acquisizione dei punti nei territori. Da un lato una superficie presente nel comune di Rozzo, in cui vi è strada, soprassuolo arboreo e aree schiantate, mentre a destra abbiamo la situazione del comune di Alleghe in prossimità del lago. E osserviamo la diversa densità di punti che sono stati raccolti in questo volo. Chiaramente osserviamo che cosa? Che le osservazioni fatte in premessa vanno a descrivere la eterogeneità o la diversità di raccolte di punti, di numerosità di punti che vengono osservate. Naturalmente in presenza del lago non c'è ritorno, in presenza di suolo c'è un solo impulso che interessa il terreno, in presenza di schianti assimilabili a cespugli vi sono una densità di punti di ritorno superiore, chiaramente un edificio ha una densità superiore, mentre la vegetazione arborea che vediamo a destra, segnalata a destra, ha una densità di ritorni molto molto elevata. Le applicazioni in ambito forestale. Da un lato bisogna tenere presente che l'ambito forestale si occupa di gestione di bacini idraulici. La disponibilità di dati leader consente naturalmente, come già stato detto in precedenza, l'individuazione del bacino idrografico, dei sottobacini e del relativo poi reticolo idrografico. Assieme a queste informazioni è possibile elaborare con dettaglio il relativo bacino idrografico, reticolo idrografico. Con questa informazione è possibile poi creare il profilo dell'asta torrentizia. Questa chiaramente risulta essere interessante per quanto riguarda la progettazione di opere idrauliche nel corso dei bacini montani. Oltre alla definizione quindi del profilo idraulico, quindi lo studio delle pendenze della rete idrografica, è possibile creare poi i profili delle sezioni dell'asta fluviale, informazioni utili per la progettazione delle briglie lungo le aste torrentizie, delle opere trasversali lungo la rete idrografica. Chiaramente aiuta a definire l'esatta collocazione di una briglia, come ad esempio in questo caso probabilmente non è opportuno progettarla perché una parte una sponda sostanzialmente non è ben ammorsata e dall'altro lato consentirebbe il suo superamento da un lato in occasione di ente di piena. Se andiamo a definire il grado di precisione di queste informazioni, possiamo osservare come che andando a estrapolare il numero di punti in questo punto, possiamo osservare una densità di punti abbastanza molto elevata sostanzialmente, quindi il grado di precisione della progettazione delle informazioni relative al terreno risulta essere attendibile. Se possiamo fare un confronto con il reticolo idrografico e il reticolo calcolato, il reticolo idrografico disponibile nella CTR dall'IDT e il reticolo calcolato con DTM, possiamo osservare che una maggiore rispondenza del reticolo idrografico calcolato, quindi consente l'aggiornamento abbastanza veloce delle informazioni relegate a questo strato informativo. Dall'altro lato osserviamo un errore del modello nella parte centrale. Chiaramente vediamo proprio che il modello prende proprio un'altra strada, letteralmente, nel senso letterale della parola. Per quale motivo? Perché per un errore insito all'interno del DTM. Il DTM non ha escluso dall'analisi il ponte che è segnalato e chiaramente il modello va a calcolare un percorso alternativo. Se questo qua risulta essere un modello di elaborazione, dall'altro rappresenta un utile strumento per la simulazione dei diffussi idraulici in onde di piena. Ipotizziamo un torrente sostanzialmente occlude, il trasporto solido occlude la luce di un ponte, l'acqua non trova più la sua strada naturale all'interno dell'alveo del torrente, esonda. Che percorso seguirà l'acqua in questa situazione? Un modello di DTM aggiornato e di software adeguati consentono quindi di definire gli eventuali percorsi, i percorsi alternativi dell'acqua in caso di emergenza. Queste metodologie sostanzialmente sono sicuramente anche utili per la programmazione o la progettazione della viabilità silvopastorale, dato che con la definizione di un tracciato è possibile quindi definire sia lo sviluppo altimetrico sia lo sviluppo trasversale delle opere che devono essere realizzate per la progettazione di una strada e quindi la stima dei relativi costi. L'applicazione principe del dato leader è chiaramente nell'assestamento forestale.
dove l'assestamento forestale passa però tramite un altro strato informativo che è il modello digitale delle chiome, in cui vengono espresse le altezze delle piante. Questa è un'elaborazione fatta sui dati leader provenienti dal volo del 2019 relativa a 2 comuni del Veneto. Cosa consentono che informazioni mi forniscono? Da un lato forniscono informazioni relative all'estensione delle aree boscate, la loro distribuzione planimetrica e lo sviluppo in altezza. Dall'altro lato consentono elaborazioni più fine nel caso in cui le informazioni oppure la densità dei punti sono più elevate rispetto allo standard che abbiamo visto fino ad ora. Questa consente che cosa? Consente tramite un plugin che è stato rilasciato da poco, il Tree Density, di calcolare oppure di andare a stimare la numerosità delle piante. Sulla base di che cosa? Sulla base di una individuazione di un massimo locale all'interno di un'area circoscritta, di un'area soglia, e questa metodologia è da precisare che è applicabile per i boschi di conifere. Per quali motivi? Perché le conifere hanno una forma della chioma ben specifica, forma conica, ed è facilmente individuabile. Quindi si capisce che nelle formazioni a maggiore età questa metodologia di approccio dà dei risultati migliori rispetto alle formazioni in cui vi sono soggetti più giovani. Chiaramente l'esempio pratico che vi mostro è la particella forestale A22 del piano di Rozzo, in cui sono stati calcolati si chiama approccio Treebase, in cui vengono individuati i punti delle chiome oppure il numero delle piante presenti all'interno di questa particella. Naturalmente, associata a questa informazione della numerosità delle piante, è possibile associare l'informazione legata all'altezza e quindi fare una distribuzione della numerosità delle piante per classi di altezza. Se poi associamo l'informazione delle piante presenti, l'area di incidenza di queste piante tramite il calcolo del poligono di Voronoi, possiamo calcolare anche o stimare l'estensione delle classi di altezza. Quest'altra informazione chiaramente è importante per quale motivo? Perché ci fornisce un'informazione planimetrica dei tipi strutturali. Questa informazione naturalmente è supporto agli interventi silvicolturali, cioè ad esempio in questo caso possiamo definire che circa 7 ettari di superficie di questa particella potranno essere interessati da diradamenti misti, mentre 2,5 ettari potranno essere interessati da interventi di piante mature. Queste sono tutte informazioni naturalmente utili nel caso in cui si voglia procedere all'utilizzazione boschive, nel senso che si possono definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire e il materiale che può essere prelevato. Un'altra forma di analisi che può essere fatta, in questo caso non sfrutta il dato raster, ma può sfruttare il dato del numero di punti. Sulla base dell'analisi effettuata delle piante e dei poligoni di Voronoi possiamo individuare le piante a maggiore altezza, possiamo estrarre dal numero di punti i punti che fa riferimento a questa pianta e procedere a un'analisi morfometrica delle piante stesse. Un'altra metodologia di analisi può essere quella legata all'analisi dei transeppi, cioè prendo il modello digitale prendo i dati, la numero di punti, lo analizzo per strisciate, come creando delle sezioni. Sulla base di questa analisi noi possiamo definire che cosa? Possiamo definire i punti di innesto delle chiome. Questa informazione è utile per andare a stimare quanto fusto netto c'è, fusto netto da nodi che è presente all'interno di queste formazioni. Naturalmente questo incide sulla qualità delle tavole che possono essere prelevate. Tavole con presenza di nodi o assenti di nodi hanno valori commerciali completamente diversi. Naturalmente non possiamo non dimenticare che la tempesta Vaia dell'ottobre 2019 ha causato estese distruzioni di superfici boscate ed è stato il primo evento di elevata intensità nell'area alpina italiana. Naturalmente quindi ha coinvolto pesantemente la nostra struttura nell'analisi e nel monitoraggio di questo fenomeno e a tale scopo è stato effettuato un volo leader nell'estate 2019. È inutile ricordare, insomma, illustrare o ripetere i danni che sono stati, che il patrimonio ha subito, e per poter fare questo lavoro qua si è effettuato un lavoro di comparazione tra i modelli digitali di chiome presenti, elaborati o relativi ai dati pre-Vaia e post-Vaia. Questo è stato possibile per circa 18 comuni del Veneto.
Questa è un'immagine di comparazione tra un modello digitale del chiome pre e post Vaia, e per fare questo lavoro è stato reso necessario procedere ad una omogeneizzazione dei formati raster presenti nelle banche dati della regione, a una medesima proiezione dei dati allo stesso sistema di proiezione ortogonale, alla ricalibrazione della risoluzione del raster e poi la fusione dei dati provenienti da diversi voli. Mediante quindi la sottrazione del CHM post-Vaia con quello pre-Vaia, si è ottenuto un modello delle modifiche del soprassuolo nel periodo intercorso tra due inventari. In questo lavoro si è dovuto tenere presente la diversa densità di punti di campionamento e quindi la precisione del rilievo delle altezze ha imposto la necessità di filtrare il dato ottenuto con un valore soglia. Naturalmente questo valore soglia è minore per inventari distanziati, perché nel frattempo il popolamento è cresciuto, e maggiore per inventari ravvicinati. I raster ottenuti a seguito del filtraggio sono stati convertiti in formato vettoriale allo scopo di ricavare dei poligoni con i quali è possibile calcolare il calcolo delle aree interessanti da schianti. Naturalmente l'elevata numerosità delle aree estratte ha imposto l'utilizzo di valori soglia relativamente all'estensione anche dei poligoni. Per dare un'idea del lavoro fatto, se prendiamo l'esempio del comune di Rosso, la vettorializzazione del dato raster ha prodotto circa 87.000 poligoni, che sono stati ridotti a 17.000 utilizzando una soglia areale di 12 metri quadri e 500 poligoni con una soglia di 500 metri quadri. Questo per ridurre sostanzialmente il carico di lavoro che è stato fatto, il carico di lavoro successivo relativo alla interpretazione dei poligoni oppure all'interpretazione della causa della modifica del poligono. Vediamo in questa immagine chiaramente un'immagine relativa al 2012 in cui è sovrapposto il reticolo azzurro alle aree schiantate, chiaramente visibili nell'immagine sottostante, e invece è visibile le aree soggette a taglio precedenti all'evento Vaia, e quindi è stato fatto un lavoro di discriminazione delle modifiche del soprassuolo arboreo in intercorso di 10 anni tra i due inventari al fine di determinare le aree effettive le aree di schianti provocate dall'evento Vaia. Questo è il risultato, la sovrapposizione dell'interpretazione delle modifiche del soprassuolo arboreo a seguito dei vari eventi. Vediamo che vi è una prevalenza degli interventi, la prevalenza di danni causati da Vaia, vi è una sovrapposizione tra zone interessate da tagli e zone schiantate da Vaia, così come vi sono anche le zone interessate da semplice taglio. Il risultato di questo lavoro è espresso in queste immagini in cui vengono sovrapposti le ortofoto ad alta risoluzione del 2019 con i dati che sono stati elaborati secondo questa griglia di valutazione. Osserviamo che cosa? Che la prevalenza delle aree schiantate all'interno dei comuni di Daglio e comune di Enego da un lato, dall'altro vediamo che l'intervallo temporale decennale ha evidenziato gli interventi silvicolturali ordinari all'interno del patrimonio. Naturalmente le intensità, se vi è una buona diffusione, dall'altro lato le intensità sono totalmente diverse. Nel caso di Vaia vi è stata una distruzione completa del soprassuolo, nell'altro vi è stata una modifica della struttura del soprassuolo. In basso a sinistra possiamo vedere anche gli interventi di riduzione del seboscato, cioè di tagli del bosco, conseguenti all'ampliamento delle piste da sci delle menette. Altre immagini, anche in questo qua, compariamo sostanzialmente il comune di Rozzo con i comuni di Gosaldo e di Rigamonte Codino. Situazione completamente diversa, in cui da un lato vediamo che vi è una gestione forestale a sinistra, dall'altra abbiamo pochi tagli, per cui ci danno informazioni relative all'attività silvicolturale in queste realtà. Altra informazione dei comuni della Bassa Agordino, in cui osserviamo da un lato la presenza oppure la rilevazione di schianti legati a eventi pregressi, come schianti legati al fenomeno Vaia. Per quanto riguarda invece la colorazione rossa, questo invece è legato al grande incendio che è avvenuto il 24 ottobre 2018, quindi 5 giorni prima all'evento Vaia, il più grande incendio che si è verificato nel Regione Veneto nell'ultimo decennio e che ha distrutto
circa 600 ettari del patrimonio forestale. Questa peculiarità ci consente di fare un'osservazione sulla complementarità dei dati LIDAR con i dati satellitari o le immagini multispettrali, nel senso che le immagini multispettrali non sono in grado di distinguere se la pianta è in piedi o è a terra, mentre il dato LIDAR ci consente. Però il dato LIDAR non ci consente di sapere se la pianta è viva o la pianta è morta. L'altra informazione, l'altra immagine ci consente poi di fornire oppure di valutare o di capire che l'evento VAI è interessato principalmente i fondovalli. Per completare il quadro andiamo ad analizzare un po' la diversa situazione degli altri comuni che sono stati censiti con il volo e in cui abbiamo una diversa incidenza del danni legati a vaia. L'immagine che vediamo, sostanzialmente anche quella conclusiva, è lo sviluppo eventuale futuro dell'utilizzo dei droni in ambito forestale che potrebbero teoricamente possono consentire, mediante le metodologie che abbiamo descritto prima, l'individuazione delle piante prima e post l'evento. Grazie per l'attenzione. Grazie allora a Sergio Zen. E se abbiamo già direi coperto l'importanza sociale ed economica dal punto di vista benefici per le imprese e anche per i cittadini del LIDAR e della sua evoluzione. Non so se ci sono delle domande specifiche da parte dell'audience. Umberto Trivelloni, non so che ti guardi, dottor Carini, suggerirei, vista l'ora, le domande non sono molte e alcune però sono molto specifiche. Abbiamo dato indicazione agli utenti di porcele anche successivamente nell'indirizzo mail che mettiamo a disposizione. Io direi che potremmo anche avviarci a conclusione e poi ovviamente condivideremo con i relatori queste domande e quindi ci sarà un prosieguo della dialettica, senz'altro. Perfetto. Quindi vi ringrazio tutti i partecipanti al panel, ognuno di voi per i bellissimi interventi, per aver evidenziato che effettivamente queste tecnologie possono portare forse un po' di ottimismo, anche un po' di risultati concreti in questa fase di ricostruzione del Paese e dell'Europa, e appunto mi auguro che insieme potremo lavorare a questa ricostruzione per il bene di tutti. E grazie soprattutto ai partecipanti così numerosi che permettono alla vostra iniziativa di essere così positiva e ricca di soddisfazione. Mi associo all'auspicio e ai ringraziamenti e ringrazio prima di tutto i relatori e di nuovo lei, dottor Calini, per la cortesissima partecipazione all'evento. Grazie ancora. Grazie e buon lavoro.